Sabato 29 aprile dappertutto ci sono i riflettori puntati su Giorgione Trevillese, punto Inox Vigasio, di nuovo derby veneto, di nuovo sfida al vertice dove la sorpresa del campionato di massima serie sfida la corazzata inarrestabile del punto Inox Vigasio. Siamo in onda con le telecamere qui dalla bocciofila di Giorgione Trevillese. A fianco a me quest'oggi Stefania Bassotto che commenterà insomma con me questa 12ª giornata. Buongiorno Stefania, io sono arrivato un po' al limite. un po' al limite, però insomma ci siamo. Bene, come all'andata facciamo sempre questo derby un po' trevigiano-veronese e quindi siamo carichi per questa giornata che si pronuncia piena di suspense. Tu che sei qua da un po' più di tempo di me, magari hai già osservato un po' il riscaldamento delle due formazioni, come ti è sembrato insomma così il primo impatto di questo derby veneto? No, li vedo molto carichi da entrambe le formazioni e noto che tengono le classiche oddio, le classiche formazioni e quindi non c'è nulla di diverso rispetto al solito. Bene, allora nulla di diverso rispetto al solito, io passo subito la linea alla regia per un breve spot pubblicitario e poi ci sarà la presentazione ufficiale di questa 12ª giornata, tra poco.
Buongiorno a tutti, innanzitutto volevo ringraziare i nostri sponsor e volevo fare un applauso ai nostri sponsor, perché questo è doveroso farlo. Diamo il benvenuto alla squadra ospite di Vigasio Villafranca. Oggi due squadre venete disputeranno un bellissimo derby. Non so se ci sia mai stato in Veneto due squadre che si confrontano in uno scontro diretto a un alto livello. E chiediamo al nostro presidente Renzo Cusolin, che ringrazio di essere presente, che mi dia una risposta se è mai stato un incontro così importante nel Veneto, un derby così importante. Grazie Presidente, la risposta viene subito. Per me, che non sono tanti anni che sono al vertice del Veneto, è la prima volta e per me è un motivo di orgoglio, è una cosa bellissima, anzi sono convinto che avrò una parte di invidia a altri presidenti regionali, ma vi dico francamente questo mi fa piacere, perché avere due formazioni con popoli campioni che abbiamo qua, che possiamo dire è il massimo di quello che è l'alto livello e della nostra specialità RAFA. Giocarsi in un derby veneto da primi e secondi in classifica, io mi auguro che succeda ancora, ma diciamo che questo è orgoglio non solo mio o della società, ma anche di tutti voi veneti, perché questo è Veneto, Veneto al vertice della RAFA italiana. Più di così non possiamo arrivare. Oltretutto, come dicevo prima, tutti i campioni, io vi auguro di avere un grande spettacolo perché è una soddisfazione per le bocce. Grazie. Grazie Presidente. Passo la parola a Spizzato Mario per la presentazione delle squadre. Sì, diciamo che non tutti i giocatori sono veneti, comunque di tutta Italia. Ecco. Va bene, allora i presidenti sono veneti, dice giustamente Franco Pighi, il presidente che approfitto per presentare della Vigasio Villafranca. Ecco. Allora iniziamo le presentazioni dalla terna arbitrale. Il direttore di gara, arbitro internazionale, il signor Riccardo Antolini dell'AIAB di Bologna Ferrara. Gli arbitri di partita, il signor Davide Lorenzini, arbitro regionale AIAB Bologna Ferrara, e il signor Gabriele Testi dell'AIAB sempre Bologna Ferrara, arbitro provinciale. La squadra ospite, l'appunto Inox Vigasio Villafranca di Verona, il dirigente Nannino Marco, l'allenatore Massimo Nicolini, l'atleta capitano Gaetano Miloro, un nuovo giocatore che fa parte degli altri atleti, Gianluca Formicone, Alfonso Nanni, anche lui una nuova leva, Gianluca Monaldi, Giacomo Lorenzini, e questo è veramente una nuova leva veneta, Umberto Campagnolo, che oltre ad essere un bravo giocatore è anche un bravissimo dirigente a livello regionale. Passiamo alla squadra di casa, la Giorgione Trevillese, il dirigente Sergio Favaro, il presidente l'abbiamo già visto, Renato Pegorin, l'allenatore Luca Biliato, l'atleta capitano Giuseppe Dalterio e gli altri atleti Pasquale Dalterio, Luca Ricci, Daniel Tarantino,
Federico Piovesan, Angelo Sciccone e chiude il cerchio Gabriele Covolan. Bravissimi a tutti, buon gioco e di sicuro ci divertiremo. Grazie.
Ed eccoci rientrati quindi in diretta dalla bocciofila di Treviso, dalla Trevillese, per assistere insomma a questa 12ª giornata Giorgione Trevillese contro Punto Inox Vigasio. Sicuramente un match tanto atteso, come avevamo anticipato durante insomma le aperture di questa diretta. All'andata Stefania finì per 8-0, sicuramente era anche magari un risultato non proprio, come si può dire, sembrava una cosa abbastanza scontata, invece un po' falso, insomma, come 8-0 dell'andata. Cosa ne pensi? Sì, è vero, l'andata finì con un 8-0 e tra l'altro fu proprio il momento in cui la Punto Inox Vigasio superò la Giorgione Trevillese, che all'epoca era prima in classifica, mentre adesso la prima in classifica è Punto Inox e la seconda è la Giorgione Trevillese. Adesso non possiamo dare grossi pronostici perché le partite, si sa, sono sempre diverse, però ci prospettiamo un bel incontro, insomma. Comunque, siccome vengo spesso a vedere, a giocare la Giorgione Trevillese, vedo che stanno giocando bene, però alzo sempre le mani, insomma. Certo. Intanto vediamo inquadrato Gianluca Formicone, che sembra essere rientrato al meglio. Insomma, sapevamo che lo scorso weekend era partito insomma dalla panchina, al suo posto aveva giocato Giacomo Lorenzini. Quest'oggi Vigasio Villafranca ritorna con la formazione ufficiale. Per il momento Vigasio Villafranca schiera insomma come formazione individuale Formicone Gianluca contro Dalterio Giuseppe. Per quanto riguarda invece la formazione a Terne, la formazione ospite Punto Inox Vigasio schiera in campo Monaldi Gianluca, Miloro Gaetano e Nanni Alfonso. La terna classica insomma per la formazione scaligera. Invece risponde Giorgione Trevillese con Pasquale Dalterio, Tarantino Daniel e Ricci Luca. Anche questa è la formazione classica. Per il momento il Vigasio si trova in vetta alla classifica con 27 punti, invece Giorgione Trevillese risponde a quota 23. Poi magari più avanti daremo uno sguardo più accentuato alla classifica, tanto si stanno scaldando, o meglio sono già caldi i protagonisti in campo. Intanto c'è Giuseppe che si è fermato perché è stato disturbato dal pubblico. Cercheremo anche noi insomma di commentare il più a bassa voce possibile per non disturbare i protagonisti in campo. Intanto ha lasciato la prima boccia in accosto Dalterio Giuseppe e si presenta molto bene, subito una buona boccia a bersaglio con il pallino. Vedremo subito in bocciata Gianluca Formicone. Sapevamo di un piccolo fastidio alla spalla, vediamo se si sarà ripreso al meglio. Tanto prima bocciata colpita da Gianluca. Le due bocce avanzano alla tavola di fondo. Ora vedremo l'arbitro di partita, il giovane Lorenzini Davide, che chiama subito l'intervento della corda metrica. Quindi Riccardo Antolini andrà a dare uno sguardo con la corda per stabilire di chi è il punto alle tavole di fondo. Sì. Tanto se vogliamo dare anche i due numeri, il Vigasio 11 partite giocate, ne ha vinte 8, 3 pareggiate, 0 perse. E invece per quanto riguarda il Treviso, 7 vinte, 2 pareggiate, 2 perse. Sono diciamo qualche dettaglio in più di questo derby. Sì. Intanto mi è sfuggita la dichiarazione dell'arbitro, ma il punto Giuseppe è a favore di Giorgione Trevillese. e quindi Gianluca si appresta nell'appunto. Primo accosto per Gianluca Formicone. Anche Gianluca si presenta molto bene con questo primo accosto. Piazza la sua boccia una trentina di centimetri prima del pallino. E va anche Giuseppe Dalterio con la sua prima bocciata della giornata. Colpito molto bene anche Giuseppe.
Mi sa che richiameranno la corda però, perché le bocce sono abbastanza pari alle tavole. No, ha già dichiarato Ah, sì? il giovane Davide. Quindi il punto è rimasto a favore della formazione trevigiana. Gianluca Formicone, altra bella boccia giocata. Il pallino è quasi appiccicato alla boccia di Gianluca Formicone. Credo che si andrà a giocare verso le tavole di fondo. Il tiro di Giuseppe colpisce il pallino dato le tavole di fondo. 2 punti a favore di Gianluca Formicone. Primo punto anche abbastanza ristretto, l'altro un po' più largo. Secondo, terzo, quarto punto a favore di Giuseppe D'Alterio. Cosa pensi possa scegliere di fare in questo caso? In Forse tirare il primo punto? In questo caso una scelta un po' difficile da prendere, perché se anche effettuasse un tiro lento sulla boccia del punto, poi Gianluca ha sempre il tiro magari da tanti punti. Staremo un po' a vedere insomma che cosa si inventa Giuseppe. Bocciata lenta sul punto, la colpita. Intanto dai, già un tiro importante perché ha cancellato un punto, quindi ne rimane uno solo a favore di Gianluca Formicone, che ha abbastanza spazio insomma per portarsi a casa i 2 punti. Vedremo come sarà la costa di Gianluca anche alle tavole di fondo. Sembra ben tirata, vedete che avanza la propria boccia sotto la tavola di sinistra. Forse un po' corta. Infatti la facevo molto più veloce, invece ha rallentato molto questa corsa. Quindi un punto portato a casa da Gianluca Formicone, si porta quindi sul punteggio di 1-0 il punto Inox Vigasio. Sceglie di giocare il pallino al penultimo segno, appena dopo l'acchitto. Si imposta abbastanza corto rispetto al solito Gianluca. Sembra ancora ben tirata la boccia di Gianluca Formicone, si sta allargando un po' sul lato destro. Lascia una cinquantina di centimetri a Giuseppe D'Alterio, che si concentra, si posiziona 1 metro dalla tavola laterale. Vediamo se imposta diritto per diritto sul pallino, a quanto sembra sì. Forse è leggermente corto la costa, anzi no, mi sono un po' fatto ingannare dalla prospettiva. Ora Gianluca Formicone, altra bocciata per lui, errore però questa volta per Gianluca, che dà anche uno sguardo per vedere quanto stacca la boccia di Giuseppe dal pallino. Ci riprova Gianluca. Altro errore. Quindi doppio errore per Gianluca Formicone. Tanto bella bocciata di Gaetano Miloro sul campo a fianco. Si porta 1-0. Altro punto portato a casa dagli scaligeri. Gianluca gioca la sua ultima boccia a punto. Sembra ben tirata la boccia di Gianluca Formicone, vediamo se riesce a passare, perché ha fatto una leggera deviazione proprio nel finale. Perché il campo tende verso il centro. E tu che qua sei di casa, Stefania, magari puoi dare qualche informazione su questi 2 terreni di gioco che, da quanto mi ricordo, sì, sono sicuramente
dei campi discreti, però qualche particolare lo hanno, giusto? Sì, esattamente, hanno le tavole che rispondono e quindi diciamo c'è una calata verso il centro. Adesso ho preso il punto dovrebbe essere fatto da Gianluca Formicone. Giuseppe intanto ha chiamato il time out per decidere cosa fare, visto che ha 3 bocce in mano. Abbiamo visto in campo Luca Bigliato e ora va con la dichiarazione sulla boccia del punto. Giuseppe D'Alterio, 4 passi per lui, colpisce, attenzione perché Carambola e fa 4 punti. 4 punti conquistati da Giuseppe D'Alterio. Abbiamo il replay grazie alla regia di Avelia HD. Ha colpito come doveva colpire Giuseppe D'Alterio. Meritati questi 4 punti. Quindi si porta sul 4-1. 4-1. Intanto abbiamo anche ascoltato Il commento tra i due giocatori. un avvio un po' in salita, insomma, per Gianluca Formicone dopo aver sbagliato, diciamo, questo doppietto, queste 2 bocce a tiro. Ha pagato i 4 punti. Adesso vediamo che D'Alterio Giuseppe imposta più o meno nel... Stesso punto di prima. Sì, più o meno siamo sempre lì a ridosso dell'ultimo riquadro. Pallino defilato leggermente sul lato sinistro. Giuseppe taglia tutta la corsia da destra verso sinistra. Prima boccia in arrivo di Giuseppe D'Alterio. Sembra buona. Sì, forse supera il pallino di qualche centimetro. Infatti è proprio così. Boccia è sola dopo il pallino, Gianluca Formicone ci prova. Traiettoria diversa, opposta per Gianluca Formicone, da sinistra verso destra, la giocata diritta per diritta alla sponda. Si fa aiutare appunto dalla sponda. Infatti la tavola laterale lo premia perfettamente. Quindi punto conquistato da Gianluca. Intanto abbiamo visto inquadrato anche il CT Massimo Nicolini. Si sono fermati per aspettare il tiro di Tarantino Daniel. Intanto chiede qualche informazione, possiamo anche sentire dai nostri microfoni ambientali. Dichiarato la boccia del punto Giuseppe D'Alterio. Colpito, attenzione perché questa volta c'è una carambola a suo sfavore. Il punto rimane a favore di Gianluca Formicone, è un punto abbastanza largo. Ora dovrà giocare la sua terza boccia Giuseppe. La gioca come prima, tagliando il campo. Infatti stessa traiettoria di prima, sicuramente cercherà di incollarla il più possibile al pallino. Vediamo se riuscirà a questo Forse leggermente tentativo. lungo. Sì, infatti leggermente lungo l'accosto di Giuseppe che supera il pallino di pochi centimetri. Gianluca giustamente va al tiro sulla boccia del punto che per coprire la tavola di fondo, un'altra carambola sulla prima boccia giocata. Come possiamo vedere il punto è 1, comanda buona parte del campo alle tavole di fondo Giuseppe D'Alterio, che preferisce giocare in accosto la sua ultima boccia, cercandola sempre di posizionarla prima del pallino. Forse stavolta ci riesce. Parallelo il pallino. È bersaglio. Boccia tutta prima del pallino. Assistiamo al tiro di Gianluca Formicone. Questa volta la alza. Colpisce. Altro impatto sulla propria boccia. 2 punti insomma portati a casa da Gianluca Formicone che si rifà sotto a Giuseppe D'Alterio, quindi parziale di 3-4. E ora sarà Gianluca Formicone ad impostare il gioco. Intanto Stefania ne approfittiamo per salutare Patrick Corò che ci sta guardando, visto che ha salutato anche ha lasciato un commento nella chat di Avelia HD. Ne approfittiamo insomma per salutare Patrick, che lo ricordo è stato uno dei miei primi fan. Ah, ecco, perfetto.
Ed è anche un ex giocatore della Giorgione Trevillese, perché l'anno scorso giocava al campionato qui. E io invece approfitto, visto che ci manda i suoi saluti, Nicole Bruniera. Grazie, anche noi salutiamo Nicole, anche da parte mia un caloroso saluto Nicole. E allora rientriamo con il primo costo di Gianluca Formicone, siamo più o meno a ridosso della linea dell'Acchito. Ha cambiato la posizione del pallino, ha preferito giocarla sotto sponda questa volta. Sotto sponda sul lato destro, primo costo leggermente lungo da parte di Gianluca Formicone. Prova a rispondere a Giuseppe D'Alterio. Sembra ben giocata la boccia di Giuseppe che, se dobbiamo dirla tutta, si sta un po' mimetizzando con la superficie del terreno di gioco, questa boccia di Giuseppe. Intanto c'è la chiamata in campo nella terna da parte del CT Nicolini per la punto Inox Vigasio. Infatti primo time out anche nelle file della Terna, non sappiamo come si stia sviluppando il gioco, magari più tardi daremo uno sguardo anche al set della Terna, ma ora rimaniamo concentrati sul primo set individuale dove per il momento la partita è in perfetto equilibrio. Intanto il pallino si è spostato nuovamente alle tavole di fondo, il punto è a favore di Gianluca Formicone. Intravediamo ora l'accosto di Gaetano Miloro per quanto riguarda la formazione della terna e siamo pronti anche con l'accosto di Giuseppe D'Alterio che taglia tutta la corsia di gioco, incrocia le traiettorie. La vedo un po' cortina sinceramente questa boccia. Sì, leggermente corto Giuseppe D'Alterio, forse è riuscito lo stesso, anzi sicuramente è riuscito a conquistare il punto. Diciamo che è la prima volta forse che si vede giocare alle tavole di fondo, in precedenza l'aveva fatto anche Gianluca Formicone, però è rimasto anche Gianluca leggermente corto. Quindi non so se magari è una fatalità che tutti e due, diciamo, i giocatori alle tavole di fondo per il momento hanno trovato queste due difficoltà nella fase dell'accosto o se magari è solo un caso banale. Staremo a vedere. Perché comunque anche questa non la vedo, no, questa è già più lunga comunque. Questo dovrebbe fare un bel punto da parte di Gianluca Formicone, così è. Infatti Gianluca ha preso già le misure della tavola di fondo. Il punto è circa 25 neanche. Tanto abbiamo sentito anche la voce dell'arbitro di partita. 25 centimetri, bocciata colpita da Giuseppe, però sfortunato anche in questo caso. Il punto rimane a favore di Gianluca. Ora ha l'ultima boccia in mano Giuseppe D'Alterio, che taglierà comunque il campo, infatti taglia tutta la corsia di gioco. Vediamo se Giuseppe proverà a incastrare la sua ultima boccia giù alle tavole di fondo per mettere in difficoltà Gianluca Formicone. Questa volta ben tirata la boccia di Giuseppe che scorre sulla tavola di destra, si ferma a ridosso del pallino, bellissimo l'accosto. Qua non so se effettuerà una bocciata lenta Gianluca Formicone o se andrà deciso sul punto, lo scopriremo tra poco. Bocciata insomma semilenta, sì, sostenuta, colpito però non dalla parte buona. Forse ne paga anche i 2 punti Gianluca Formicone. Staremo un attimo a vedere il responso insomma finale dell'arbitro di partita che sta misurando se i punti sono 1-2. Obiettivamente secondo me non ha colpito molto bene questa boccia Gianluca Formicone. Non so se sei d'accordo con me, Stefania. Sì, sono d'accordo, però anche l'altra volta ho notato un po' di difficoltà sui tiri lenti sulle sponde della Giorgione Trevillese, in quanto la sponda risponde tanto e quindi anche in questo caso forse Gianluca pensava di prenderla più a destra, invece le è scesa molto. Intanto mi sono perso se i punti sono 1-2. Abbiamo anche il segnapunti proprio sotto la nostra postazione, quindi ci faremo un attimo aiutare, grazie alla regia. Quindi 2 punti a favore di Giuseppe D'Alterio che va sul parziale di 6-3.
Per quanto riguarda invece l'altro campo, la corsia 2, 2-0 per il momento a favore del Punto Inox Vigasio. Ora Giuseppe ha allungato l'impostazione del gioco, siamo nell'ultimo riquadro, leggermente defilato sul lato sinistro il pallino. Gianluca Formicone ancora una volta imposta sul lato opposto rispetto a Giuseppe D'Alterio. Costa molto bene la sua prima boccia Gianluca Formicone, per il momento livello di gioco molto alto, e Sì. mi sembra anche di vedere Stefania qua dalla mia postazione, uno spettatore d'onore come Mussini Maurizio, lo vediamo là a ridosso della corsia numero 2, poi lo andremo a cercare anche con le telecamere, non so se Adesso vediamo se... intanto Comunque ci sono molti spettatori per questo incontro. Poi qui a Treviso è sempre molto sentito il campionato. molti spettatori arrivati anche da Verona per gustarsi insomma questo derby, che è comunque un derby di tutto rispetto per entrambe le formazioni. Intanto di nuovo l'accosto per Gianluca Formicone, che si ripete molto bene a quello fatto in precedenza. Per il momento la boccia dovrebbe essere a ridosso appena sola, insomma, rispetto al pallino. Attenzione però, Al tiro. bocciata di Giuseppe che scarica la propria boccia. Tutte le bocce avanzano, tanto abbiamo il replay dello scarico sul punto da parte di Giuseppe D'Alterio. Tutte le bocce, stavo dicendo, sono posizionate in fondo alle tavole. Ora Riccardo con la corda metrica, E Mussini. eccolo lì, inquadrato Mussini, quindi la mia vista è ancora ottima. Complimenti. Intanto si sta misurando alle tavole di fondo. Mussini che se non erro fa il campionato di serie la 2, giusto? Sì, dovrebbe giocare, se non vado errato, per l'Arcos Brescia Bocce, Esatto. insieme con Palazzi Palazzi. Daniel. Sì. Per oggi mi sembra fossero fermi il campionato di A2. Beh, sicuramente, visto che è qui. Hai ragione. Gioca il punto di Giuseppe, gioca appunto Gianluca. Gianluca Formicone, terza boccia in accosto per lui, ancora ben giocata. Si ferma un po' prima del pallino, siamo sempre intorno ai 40-35 centimetri, anche forse qualcosina di più. Questa volta anche Giuseppe si fa aiutare dalla sponda. Sì, forse l'ha giocata anche con questa intenzione Giuseppe, per magari nascondersi dietro la boccia di Gianluca Formicone. Vediamo se gli riesce questa giocata. Quanto pare no, perché È un po' cortina. si trova anche un leggero impatto sulla boccia di Gianluca Formicone. E ora Gianluca, ultima boccia in mano per lui, potrebbe realizzare i 2 punti e riportarsi sotto a un E lo buon Giuseppe D'Alterio. Infatti è proprio così. Per il momento 6-5 è questo parziale di questo primo set di coppia, di individuale. Nel frattempo ha giocato il pallino al penultimo segno centrale, Gianluca Formicone. Infatti ora primo accosto da parte di Gianluca. E comunque Stefania, questa giornata la dobbiamo anche ringraziare al presidente qui della Giorgione Trevillese, a tutto, diciamo, lo staff della Bocciofila Trevillese, per aver insomma trovato un accordo con Avelia HD per trasmettere questo bellissimo derby, che perché insomma sapevamo che per le giornate in casa eravamo coperti insomma con la diretta streaming, ma l'hanno voluta fortemente anche qui in trasferta insomma
il presidente e tutto il suo staff della Giorgione Trevillese, quindi anche noi di Avelia HD ringraziamo per averci accolto al meglio, come sempre, insomma. Grazie anche a voi. Però Giuseppe ha giocato la sua prima boccia corta una sessantina. Questa volta primo costo leggermente corto da parte di Giuseppe, che ora ci riprova con la sua seconda boccia. Attenzione, perché sembra trovare un leggero impatto su quella giocata in precedente. Doppio errore in accosto per Giuseppe Daltario, che non approfitta insomma sulla prima boccia giocata da Gianluca Formicone. Aveva lasciato un po' di spazio. Adesso forse si appresta al tiro, penso. Non so se ha in mente di provare a bocciare la sua boccia corta, Giuseppe, per provare lo scarico sul pallino. Adesso intanto chiama il time out. Chiama i CT Luca Bigliatto. Infatti Luca Bigliato dà uno sguardo da vicino alla situazione del gioco. Staremo a vedere che cosa si inventano. Anche perché bocciando la boccia corta di Giuseppe non so se riesce a scaricare il pallino, sinceramente, perché sono troppo staccate dal pallino. Probabilmente forse la scelta è quella di tirare la boccia del punto. Però anche le due bocce staccano molto tra di loro, quindi sì, un po' difficile insomma questa giocata, però vedremo Giuseppe cosa proverà ad inventarsi. Esatto. La terna intanto per la terna al campo 2 sono 4-0 per l'appunto Inox Vigasio. Bocciata intanto per Giuseppe, colpito la boccia del punto, prova a difendere questi due accosti corti. Ora intanto la visione del gioco Gianluca Formicone. Però come dicevi tu, le due bocce sono molto staccate, quindi non so se decidere di andare a punto o tirare la più corta. Vedremo insomma quale sarà la sua scelta, la decisione da parte di Gianluca. Tanto, come avevi anticipato, per quanto riguarda il primo set di terna, Vigasio Villafranca avanti di 4-0. Intanto Gianluca va a punto, gioca in accosto. Attenzione perché la boccia di Gianluca si sta andando. in realtà riesce a passare, fa un bellissimo punto. È passato davvero per poco, ha sfiorato o pizzicato di poco la boccia corta di Giuseppe Daltario. Ora punto conquistato da parte di Gianluca Formicone, ultima boccia in mano per Giuseppe Daltario, che proverà a limitare i danni. Esatto. Un Gianluca Formicone con altre due bocce in mano. Tabellino recita 6-5, però la vedo un po' difficile come giocata per provare a chiuderla. Però ha giocato una buona boccia. Tanto ha coperto, ha stretto un po' il secondo punto Giuseppe Daltario. Vediamo insomma se Gianluca Formicone proverà a chiuderla in accosto questo primo set di individuale. Non so come mai sono già avanti con le coppie oggi, Stefania. Diciamo che Gianluca Formicone sta giocando molto con le sponde. Ha giocato una boccia un po' lunga, penso che però abbia superato i 50. Infatti è nulla. E infatti non ci crede. Non ci crede neanche lui. Rimasto un po' incredulo Gianluca Formicone su questo accosto, forse non se l'aspettava così lunga, e dobbiamo anche dire che è arrivato, cioè è stato anche leggermente fortunato a non vendere il punto, perché se lo prendeva un po' più sul lato il pallino poteva fare qualche danno. Gianluca Formicone ora trova un altro impatto sulla boccia corta, porta a casa un solo punto, si va sul 6 pari, quindi. Intanto mi fanno presente che in realtà l'Arcos Brescia Bocce fa il campionato di Serie B, quindi grazie. chiedo scusa.
Grazie. Avevamo azzeccato il cookie gioca, ma nulla serio. Vabbè, insomma, dai, ci abbiamo provato. Esatto. Intanto Gianluca Formicone in posta, sempre a ridosso dell'ultimo riquadro. Siamo più o meno nella fase clou di questo primo set. Per quanto riguarda la specialità individuale, primo costo di Gianluca Formicone, forse leggermente corto questa volta, anzi senza forse. Infatti Sì. non parte molto bene con la prima boccia in accosto. Gianluca lascia molto spazio a Giuseppe D'Alterio. Nel frattempo vediamo inquadrato Tarantino Daniel, che ha Porta conquistato il punto. a casa il primo punto nella formazione a terna. La Giorgione Trevillese quindi accorcia la distanza per un punto a 4. Tanto risponde con l'accosto Giuseppe D'Alterio. Un buon accosto. Eh sì, infatti stringe molto sul pallino. Vedremo quale sarà la decisione da parte di Gianluca Formicone. Staremo anche a vedere se andrà deciso sulla boccia del punto, ma mi sembra aver capito che la dichiarazione è stata il pallino. Infatti parte con il pallino Gianluca Formicone. E imposta anche una buona boccia alle Sì, tavole. buona boccia alle tavole. D'altronde era un punto non difendibile quello da parte di Gianluca Formicone. Ha preferito insomma attaccare subito il fondo campo. E ora risponde Giuseppe D'Alterio con il tiro sulla boccia del punto. Colpisca molto bene la boccia di Giuseppe D'Alterio, che riconquista il punto alla tavola di fondo. Intanto Gianluca Formicone chiede un po' di informazioni all'arbitro. Si è chiesto quanto stacca il pallino dalla tavola di fondo e quanto gioca insomma il punto di Giuseppe D'Alterio. Ora va in accosto Gianluca Formicone, vedete che indirizza la propria boccia sotto la tavola di destra. Sembra giocata molto bene la boccia di Gianluca Formicone. Applausi per lui. Informazioni chieste anche da parte di Giuseppe D'Alterio, che si appresta alla bocciata. Colpisce molto bene Giuseppe. E mette a terra i 2 punti. Eh sì, 2 punti a terra, attenzione perché c'è il virtuale set a terra per la Giorgione Trevillese e ultima boccia da giocare per Gianluca Formicone. Intanto abbiamo rivisto il replay grazie alla regia di Aveglia, quest'oggi capitanata da Andrea Coloniese in regia, e alle telecamere Elisa Piergianni e Pablo Tarocco, al commento sottoscritto veronese Alex, affiancato dalla special guest Stefania Bassotto. Grazie. E intanto time out chiesto per la formazione del Vigasio Villafranca. Nicolini Massimo sta confabulando con Gianluca Formicone. Vedremo un attimo quale sarà la sorte di questo primo set. Sicuramente un set molto spettacolare quello che abbiamo visto. Secondo me andrà all'accosto, perché le bocce sono troppo attaccate. Infatti Stefania, è proprio così. È proprio così, gioca in accosto Gianluca Formicone. Diciamo che questo primo set se lo vuole farsi, se lo deve guadagnare. Esatto. Anzi, forse mi sa che gli lascia anche i 2 punti a terra. Sì. Brutta giocata questa boccia da parte di Gianluca Formicone, che lascia i 2 punti a terra a Giuseppe D'Alterio. Quindi primo set, avanti la Giorgione Trevillese per 1-0 con il punteggio finale di 8-6. Ora si partirà subito con... Parte Gianluca perché prima è partito Giuseppe. Infatti si parte già con il secondo set, pallino posizionato sulla linea della Quito. Gianluca Formicone taglia tutta la corsia di gioco
Vediamo, primo costo buono, sì sì. Supera il pallino di poco. Intanto c'è stato l'errore di Alfonso Nanni sul campo a fianco. Per il momento match sempre avanti di 4-1 la Punto Inox Vigasio per quanto riguarda il primo set della terna. Intanto è andato alla costa anche Giuseppe che sembra... no, rimane punto di Gianluca. Leggermente lungo Giuseppe D'Alterio, che però ora può andare alla bocciata, ma c'è il tiro sulla corsia a fianco da parte di Gaetano Miloro che colpisce molto bene, una serie di rimpalli a favore insomma della Punto Inox sul campo della terna. Nel frattempo che bella bocciata di Giuseppe che porta via pulito. Colpisce pulito la boccia del punto Giuseppe D'Alterio, ora ancora Gianluca Formicone, seconda boccia per lui, sempre con l'aiuto della calata della corsia di gioco. Vedete che sta andando verso il pallino la boccia giocata da Gianluca Formicone. Conquista il punto. Stanno giocando punto su punto. Eh sì, davvero è un match di alto livello. Che poi si invertono perché uno gioca da destra a sinistra, l'altro da sinistra a destra, quindi non so. Bello l'accosto di Giuseppe D'Alterio che conquista il punto. Applausi meritati dal... Gianluca è già pronto. Eh sì, Gianluca non ci pensa due volte. Credo che ha già dichiarato la boccia del punto. Si sta valutando se è sola o doppia con la boccia. Bella. Colpisce pulito Gianluca Formicone. Ecco il replay. Abbiamo il replay del tiro di Gianluca. Ora di nuovo Giuseppe D'Alterio. Si concentra. Rilascia ora il suo accosto, sempre diritto per diritto questa volta Giuseppe D'Alterio. Tanto Stefania, diamo anche un riassunto di questa tredicesima, anzi scusami, di questa dodicesima giornata. Flaminio si deve affrontare contro Faravolo Boutique, AF Accessori Moda Napoli, Confer Metal Marche contro Boville Marino, Giorgione Trevillese contro Punto Inox, altro match in diretta sui canali federali, MP Filtri Caccialanza contro Possaccio. Che sono la terza e la quarta in classifica. Esatto, e TME 88 si deve sfidare contro Nova Inox Mosciano. Per il momento non abbiamo risultati parziali dagli altri campi, ma sicuramente poi troveremo qualche informazione al termine della pausa del primo tempo. Esatto. E intanto ora in bocciata Gianluca Formicone, credo vada sul punto, infatti colpisce, attenzione allo scarico sul pallino. Il pallino si sta alzando notevolmente dalla tavola di fondo. La boccia di Giuseppe si appoggia a quella di Gianluca Formicone. Da questa inquadratura credo che siano 2 punti conquistati da Gianluca, o forse 3 anche. Gianluca non Incredulo sicuro. Gianluca Formicone quest'oggi che realizza i 2 punti e quindi parte con il secondo set parziale di 2-0. Intanto proviamo a scoprire anche il punteggio della terna. (4-2) per la Punto Inox Vigasio. Intanto imposta il pallino Gianluca Formicone nell'ultimo riquadro. Più o meno siamo lì dove non posano... dove non osano le aquile, Stefania. Stavo aspettando che lo dicessi, insomma. Prima boccia in arrivo di Gianluca Formicone. Bene giocata, anche se ha preso una piega leggera verso destra.
lascia una quarantina di centimetri al buon Giuseppe D'Alterio, che approfitta subito per provare a portarsi a casa il punto. Infatti esegue perfettamente, conquista il punto Giuseppe D'Alterio, mette subito in leggera difficoltà Gianluca Formicone, che dovrà affrontare un'altra bellissima bocciata. Tiro di Gianluca, colpisce di nuovo la carambola sul pallino. Pallino termina le tavole di fondo, leggermente defilato sul lato sinistro. Riesce comunque a conquistare il punto Gianluca Formicone, lasciando una settantina di centimetri a Giuseppe D'Alterio, che si sta concentrando prima di rilasciare la sua seconda boccia in accosto, tagliando tutta la corsia di gioco. Tanto Stefania, possiamo già dire che rispetto all'andata è già cambiato, insomma, Esatto. il risultato finale di Infatti questo match. non volevo dirlo, però è vero. Comunque ha fatto una bellissima giocata Giuseppe. Bellissimo punto conquistato alle tavole di fondo da Giuseppe D'Alterio, che mette ancora una volta in difficoltà Gianluca Formicone, anche perché il pallino rispetto alla boccia è leggermente defilato sul lato destro, dove non c'è nessuna boccia della punto Inox Vigasio. Infatti sceglie di tirarla corta. Ma sul tiro corto Gianluca Formicone colpisce, attenzione, perché La seconda. cercava quasi un tiro da biliardo e forse c'è anche riuscito. Non abbiamo visto quanto sia alzata dalle tavole di fondo la boccia di Gianluca Formicone, ora lo vediamo da questa inquadratura. Intanto sentiamo scambio di opinioni tra Giuseppe e Gianluca Formicone. Chissà quante volte si sono incontrati questi due giocatori. Magari lo possiamo chiedere dopo nella zona mista, quando ci saranno le interviste. Ah, non ha fatto il punto. Il Ecco. punto è rimasto quindi a favore di Giuseppe D'Alterio. Ora va a dare uno sguardo da vicino Gianluca Formicone. Vedremo che cosa proverà ad inventare, perché tanto c'è il tiro di Alfonso Nanni sul campo a fianco. Che colpisce, perché abbiamo Sì. sentito i complimenti. Ora sta tornando sulla pedana di gioco Gianluca Formicone dopo la visione del gioco da vicino. Staremo un po' a vedere. Tanto c'è la bocciata di Daniel Tarantino sul campo a fianco, però va in bocciata lenta Gianluca Formicone, dichiarato il terzo punto. Sbaglia però di poco la boccia dichiarata Gianluca. Comunque ha risposto tantissimo alla tavola. Si è scesa molto. 1 metro. Ora visione da vicino anche per Gianluca Formicone. Scusatemi, per Giuseppe D'Alterio. Che forse l'unica potrebbe essere la sua sotto l'angolo di destra, però. Staremo un po' a vedere, perché Ha 2 bocce mi sembra in mano. 2 bocce, sì. Se non erro. 2 bocce per Giuseppe D'Alterio. Nel frattempo non vorrei dire che forse è finito. Sì. Finito il primo set per quanto riguarda la formazione Terna. Ha vinto per 8-2 la Terna Scaligera, quindi si riporta in parità questa 12ª giornata. Per il momento tutto pari. Intanto non abbiamo... No, nulla di fatto per Giuseppe. Penso che stiano misurando quale sia il terzo e il quarto punto adesso. Ultima boccia in mano per Giuseppe, che va a provare il tiro sulla propria boccia sotto la tavola di destra.
non ci riesce però, quindi si porta a casa un punto solo Giuseppe D'Alterio, quindi si va sul parziale di 1-2. È già iniziato anche il secondo set di terna sul campo a fianco. Per il momento nella prima prova ha avuto la meglio la Punto Inox Vigasio e quindi si è subito pareggiata la sorte di questa 12ª giornata. Ora imposta Giuseppe D'Alterio, pallino defilato leggermente sul laterale sinistro. Siamo sempre nella zona dell'ultimo riquadro. Però ha cambiato sponda. Si è cambiato, si è affidato la sponda laterale di sinistra. Prima avevamo visto che preferiva il gioco, se non al centro, leggermente defilato sul lato destro. Esatto. Imposta molto bene Giuseppe D'Alterio, la boccia è doppia con il pallino. Va al tiro Gianluca Formicone, colpisce, ha cercato l'impatto prima sul pallino, infatti c'è riuscito. La tavola di fondo questa volta ha premiato però il protagonista di casa. E ora di nuovo a costo per Gianluca Formicone. Tanto è stato chiamato il tempo Per la Vigasio. è stato chiamato time out per la formazione di terna. Il punto è circa 30. Bocciata anche per Giuseppe D'Alterio. Ora punto di Gianluca Formicone, avevate sentito, stava a una trentina di centimetri. Bellissimo il tiro di Giuseppe che porta a casa i 2 punti. Il pallino si è mosso ancora una volta alle tavole di fondo, stavolta è più o meno il centro della corsia. Il primo punto di Giuseppe è a bersaglio con il pallino stesso, il secondo punto leggermente più largo. E ora Gianluca Formicone 2 bocce in mano da giocare. Decide per l'accosto. Vuole scendere in accosto Gianluca Formicone. Sembra buono. Sembra ben giocata. Rischia quasi di conquistare il punto alle tavole di fondo Gianluca Formicone. E anzi lo fa. Applausi meritati questa volta per Gianluca. Ha strappato un punto prezioso alle tavole di fondo. Abbiamo anche il replay di questo accosto. Davvero complimenti alla regia per questa chicca che ci offre anche oggi. E intanto visione del gioco da parte di Giuseppe D'Alterio. Si è un po' capovolta la situazione, sembrava un momento molto favorevole per Giorgione Trevillese, però con questo accosto di Gianluca Formicone ha un po' ostacolato la corsa di Giuseppe D'Alterio in questo secondo set. Ora vedremo cosa proverà a fare Giuseppe. Probabilmente andrà a tiro. Ha dichiarato la boccia del punto Giuseppe D'Alterio, si mette un po' in traversata sul lato destro. Ha colpito però la propria boccia Giuseppe, attenzione perché la boccia è nulla. Perché non ha spostato il pezzo dichiarato. Esatto, non è riuscito a spostare il pezzo dichiarato. Infatti non si spiega neanche lui come sia riuscito a prendere da solo il pallino. Ha colpito la propria boccia e il pallino, però la boccia di Gianluca Formicone non si è mossa, quindi tutto da rifare per Giuseppe D'Alterio. Dobbiamo dire che è stato bravo a colpirla in quel modo, perché No, infatti. ora ultima boccia in mano per Giuseppe D'Alterio, un'altra boccia in mano per Gianluca Formicone. Staremo insomma un po' a vedere cosa deciderà. Ha dichiarato ancora una volta la boccia del punto Giuseppe. Questa volta bocciata molto più lenta, quasi un'alzatina al centro del campo, e ha colpito ancora una volta la propria boccia e quindi di nuovo boccia nulla
Però Secondo me lascia buono adesso. allora secondo me è un po' pericoloso lasciarla buona, perché Beh, ma va alla costa sì, va comunque. alla costa, però in questo modo, lasciando valido il gioco, se ti scivola un po' più lunga hai l'impatto sul pallino che magari potrebbe svendere qualche punto. Però Però ha lasciato buono. intanto ti ho ascoltato, vediamo Esatto. quale sarà insomma l'esito di questa boccia giocata da Gianluca Formicone. L'unico rischio insomma era solo quello che se ti scivola leggermente lunga vai all'impatto sul pallino e puoi magari fare qualche danno. Ecco, questa era la mia analisi. Ascoltato te, quindi l'ho fatta corta. Intanto l'ho fatta corta, quindi un punto solo portato a casa da Gianluca, si va sul 3-1. E questa volta Gianluca imposta sulla linea dell'Acchito con il pallino defilato sul laterale sinistro. Si affida alla sorte della tavola di sinistra Gianluca Formicone. Ora gioca il primo accosto. Sembra ben tirata la boccia di Gianluca, dovrebbe fermarsi poco prima del pallino. Esatto. Infatti è proprio così. Tra in bocciata Giuseppe D'Alterio. Grande concentrazione da parte di Giuseppe che colpisce pulita la boccia di Gianluca Formicone. Mi sa che le tavole ha premiato però Gianluca. Eh sì, tavola di fondo a favore del punto inox Vigasio. Intanto accosto anche per Giuseppe D'Alterio. Forse Giuseppe ha tagliato di più la corsia di gioco. No, ma dovrebbe scendere. Adesso salvo la forza, dovrebbe scendere. Po' più corta la boccia di Giuseppe D'Alterio, che lascia insomma una cinquantina abbondanti di centimetri a Gianluca Formicone, che ci pensa un attimo, taglia tutta la corsia. Secondo accosto in arrivo per Gianluca, giocato diritto per diritto il pallino. Sì. Però abbiamo visto che questa boccia è rimasta tanto aperta, non ha chiuso molto la traiettoria, ha comunque conquistato il punto Gianluca Formicone. In questo caso io, Stefania, avrei giocato ancora con la tavola laterale perché potevi anche metterla coperta. Ma Però infatti sicuramente non ho nulla da insegnare a Gianluca, però io avrei giocato in questo modo. Ma infatti secondo me lo voleva fare anche lui perché si era un attimo fermato a pensare. Infatti Tanto Giuseppe conquista il punto, la boccia dovrebbe essere sola, sì. anzi no, doppia con il pallino. Gianluca già pronto al tiro, colpisce pulito. Però non è soddisfatto. No, non è soddisfatto di come l'ha colpita. Difende allora il punto Gianluca Formicone, ultima boccia ora in mano per Giuseppe D'Alterio, che vuole provare a riconquistare il punto per mettere ancora una volta in difficoltà Gianluca Formicone. Questa volta Giuseppe trova l'impatto sulla boccia corta, vediamo se non ha fatto più di 50 cm la boccia urtata, invece è proprio così. L'ha caricata l'ha puntata troppo. Diciamo che alle tavole di fondo non c'è nulla da fare, quindi Gianluca si deve accontentare della conquista di 2 punti. Infatti ci riesce senza grosse difficoltà. Quindi avanza Gianluca Formicone, si porta sul 5-1. Sta prendendo una strada a senso unico questo secondo set dell'individuale. Però secondo me la chiave di questo set sarà in questa tornata che staremo per assistere. Credo che si avrà un impatto più generale sull'andamento di questo secondo set dopo questa tornata. Ha cambiato l'impostazione del pallino comunque. Sì, si gioca sempre a ridosso dell'ultimo riquadro, pallino posizionato al centro della corsia. Gianluca in arrivo con la sua prima boccia in accosto. Mentre ci dicono che nel campo della terna siamo 2-0 per la Giorgione.
Giuseppe D'Alterio prova a fare il gioco difficile, quello di provare a conquistare il punto con la sua prima boccia in accosto. Boccia molto ravvicinata di Gianluca Formicone, ma non demorde Giuseppe D'Alterio. Ci vuole provare, ma non gli riesce questo suo, anzi sì, ha conquistato il punto. Punto conquistato da Giuseppe D'Alterio. Di nuovo in bocciata ora Gianluca Formicone. Sarà lui questa volta a provare a difendere il punto. C'è l'errore. Errore per Gianluca. Dovrà tirare già la terza boccia Gianluca Formicone. Attende l'accosto di Daniel Tarantino sul campo a fianco. Adesso staremo un po' a vedere la decisione da parte di Gianluca, che vuole ancora provare a bocciare la boccia del punto. Ce la fa però. Trova l'impatto e lo scarico sulla boccia giocata in precedenza, quindi per il momento ha un po' di vantaggio Giuseppe D'Alterio in questa tornata. Intanto abbiamo il replay anche della bocciata di Gianluca Formicone. Giuseppe ora gioca la seconda boccia senza grosse difficoltà, riconquista il punto. Siamo sempre intorno ai 30 centimetri e ora dovrà giocare l'ultima boccia. Gianluca Formicone proverà ad incollarla al pallino. Vedremo se gli riesce. Gianluca Sembra buono. sì, l'ha proprio appoggiata quasi alla boccia di Giuseppe D'Alterio. Intanto abbiamo visto entrare in campo anche il direttore di gara, che non so se Per una misurazione forse? E c'è l'errore anche da parte di Giuseppe nel frattempo. errore per Giuseppe, un errore un po' importante questo, visto l'andamento di questo secondo set. Ancora un'altra cartuccia in mano da sprecare Giuseppe D'Alterio. Però secondo me non tirerà la boccia del punto, semmai o va a punto tira il pallino. Un po' pericoloso il tiro sulla boccia del punto. Infatti dovrebbe aver dichiarato il pallino Giuseppe D'Alterio, anzi Ecco, no, ha dichiarato la boccia del punto. che l'ha portata via pulita. Portata via pulita, quindi si salva in extremis Giuseppe D'Alterio, che va quindi sul parziale di 2-5. Adesso sarà lui a comandare il gioco. Intanto c'è un bel tiro sulla corsia a fianco da parte di Pasquale D'Alterio. Per il momento parziale di 2-0 per la Giorgione Trevillese sul campo numero 2. E qui siamo sul 2-5 a favore di Gianluca Formicone, con il primo accosto in arrivo di Giuseppe D'Alterio, pallino defilato sul laterale sinistro. 3-0 intanto per la Giorgione Trevillese. Primo accosto in arrivo di Giuseppe. Sembra un po' lunghina. Leggermente lungo, infatti favorisce questa volta l'accosto Gianluca Formicone, sicuramente ne approfitterà per mettere un po' in difficoltà il portacolori di Treviso. Diciamo che ha questa possibilità in questa tornata con il primo accosto leggermente lungo di Giuseppe. Risponde molto bene Gianluca Formicone, la boccia è doppia con il pallino. E ora Giuseppe chiede qualche informazione all'arbitro e si appresta alla bocciata lenta. Colpisce molto bene Giuseppe, porta via pulita la boccia di Gianluca Formicone e quindi si va con la seconda boccia di Gianluca. Si è posizionato sempre più o meno al centro della corsia, indirizza la propria boccia sulla tavola di sinistra. Altro buon accosto quello di quello di Gianluca Formicone. La boccia questa volta è sola.
Vediamo anche il tiro della terna nel frattempo, da parte di Nanni. Sì. Penso che Alfonso Nanni sia uno dei più bei acquisti che ha fatto Vigasio, naturalmente anche con l'innesto di Gianluca Formicone, però insomma Sì. credo che la svolta di tutto sia partita insomma da questi due acquisti che hanno dato sicuramente il next level a questa Certo. formazione. Sì, assolutamente. Tanto ha conquistato un ottimo punto Giuseppe D'Alterio. Questa volta mette in leggera difficoltà Gianluca Formicone con questa bocciata che dovrà affrontare mettendosi un po' in diagonale. Va Gianluca, Porta avanti. colpito la sua però. Sì. Però forse sono anche 3 punti per Giuseppe così. Non riesco. Diciamo che entrambi i protagonisti in campo hanno una boccia sola da giocare. Per il momento 3 punti a favore di Giuseppe D'Alterio, che giustamente lascia valida la giocata. Bruttissimo errore da parte di Gianluca Formicone. Che l'aveva anche portata avanti, però non è riuscito nell'intento. E ora credo che dovrà andare sul pallino Gianluca, perché non c'è molto da fare. O allungarla. Invece non è d'accordo con la mia intenzione. Gioca in accosto, ma sono sicuro che in qualsiasi punto la giochi Giuseppe proverà il tiro. Invece la gioca proprio sul pallino. La gioca sul pallino, attenzione perché la boccia di Gianluca Formicone è proprio appoggiata al pallino. E qui mi viene da dire che se ci provi 50 volte non so se la giochi in questo modo. Tanto ho inquadrato anche... Però si parla di 2 campioni qua. Quindi... Sì, no, certo. Però ha giocato talmente in scioltezza, così convinto insomma che andasse lì. E c'è l'errore. Errore per Giuseppe D'Alterio. Ha provato a prenderla dalla parte pulita. Esatto. Non c'è riuscito. Intanto abbiamo visto anche le inquadrature su ICT che se la stanno un po' godendo insomma questo derby. E quindi si va sul 6-2. Sì. Diciamo che era un'occasione ghiotta questa per Giuseppe D'Alterio. Sì, è stato proprio invogliato a provare la bocciata dopo l'accosto di Gianluca Formicone. Diciamo che si è salvato in calcio d'angolo questa volta Gianluca con questo accosto. Esatto. E intanto imposta sempre a ridosso dell'ultimo riquadro, una quarantina di centimetri a disposizione per Giuseppe D'Alterio, che non demorde, si trova sotto di 6-2 in questo secondo set per quanto riguarda la specialità individuale. Ora taglia tutta la corsia. Vediamo. In arrivo la boccia di Giuseppe, avanza piano piano verso il pallino. Attenzione perché si è fermata un po' all'improvviso. Non so se abbia realizzato il punto. Sarà Davide Lorenzini a stabilire se il punto è preso o meno. Stecca in orizzontale, punto prima. Intanto applausi anche per Gianluca Monaldi. Anche per Gianluca buona prestazione in questo campionato. E intanto Giuseppe, seconda boccia per lui. Vediamo se riuscirà a conquistare il punto. Questa volta sembra di sì. Attenzione perché la boccia si è raddrizzata all'ultimo. Si è allargata, sì, verso il centro. Incredulo Giuseppe D'Alterio, forse un po' tradito anche dalla propria corsia di gioco qui. Corsia che questa volta non è proprio amica. Di nuovo Giuseppe, terza boccia per lui. Taglia sempre tutta la corsia. Questa volta l'ha puntata di più. La puntata di più. È lunga. Sì, ha provato a puntarla più alta. Non c'è riuscito.
quindi di nuovo il punto rimane a favore di Gianluca Formicone. Intanto la bocciofila qui di Treviso sembra una bolgia perché c'è gente ovunque, Esatto. quindi pubblico delle grandi occasioni, arrivati anche da Verona per gustarsi questo derby. E non solo, anche oltre regione. Mi sembra corta comunque la boccia Sì. di Giuseppe. Forse si è arreso in questo secondo set Giuseppe Daltario. Ora al punto a terra Gianluca Formicone, prova a chiudere questo set con l'aiuto della tavola laterale. Credo che ci riesca subito e infatti pareggia la sorte della specialità individuale. Gianluca Formicone vince per 8-2, quindi passa in vantaggio il punto Inox Vigasio con i parziali di 2-1. Ora piccolo spazio alla regia e poi ci gusteremo la finale del secondo set di Terna. A tra poco.
Eccoci ora rientrati sempre in collegamento dalla bocciofila trevillese. Ora siamo concentrati sul campo della formazione Terna, dove ha avuto la meglio per il momento l'appunto Inox Vigasio nel primo set con la corazzata composta da Nani Alfonso, Miloro Gaetano e Monaldi Gianluca. La Giorgione Trevillese ha risposto con Pasquale D'Alterio, Tarantino Daniel e Luca Ricci. Per il momento, questo secondo set, la formazione di Treviso si trova avanti per 4-0, però in questa tornata la possibilità di accorciare la distanza la punto Inox Vigasio lo fa ora con l'accosto di Alfonso Nani. Intanto anche inquadrato il presidente Franco Pighi, ben conosciuto qui a Treviso. Sicuramente, se parte degli ascoltatori che ci stanno seguendo hanno insomma visto questa inquadratura su Franco Pighi, posso pure confermare che qui a Treviso ha fatto insomma la sua parte per quanto riguarda il suo percorso insomma boccistico, terminato ormai da qualche anno, che però insomma diciamo che ha curato un altro aspetto importante della bocciofila Vigasio. E quindi si parte sul parziale di 4-3 con il primo costo leggermente lungo da parte di Gianluca Monaldi. Prova la risposta Luca Ricci, la new entry, giusto Stefania, in questa formazione? Esatto, storico compagno appunto di Mussini Maurizio, che è tra il pubblico. A costo di Luca Ricci, forse leggermente corto, l'arbitro di partita è il signor Gabriele Testi, che sta misurando le due bocce per stabilire di chi sia il punto. Tanto volevo ancora una volta ringraziare tutto lo staff qui della Giorgione Trevillese per averci voluto qui a trasmettere questo bellissimo derby veneto. Diamo atto anche oggi pubblico delle grandi occasioni qui a Treviso, tutto gremito. Intanto il punto è rimasto a favore del punto Inox Vigasio. Prova di nuovo la risposta Luca Ricci, proverà ad appoggiarsi sulla propria boccia giocata in precedenza, infatti l'intenzione è proprio quella. Forse non l'ha colpita per metà per realizzare i 2 punti, ma un punto sicuro lo porta a casa il buon Luca Ricci. Ora l'arbitro di partita sta misurando e valutando il secondo punto, quindi di nuovo misurazione per Gabriele Testi. I punti sono 2 e ora vedremo la decisione da parte di Alfonso Nanni, e che si sta consultando con Gaetano Miloro. Alfonso dovrebbe aver dichiarato terzo punto, se non ho capito male. Sì, esatto. Va Terminator, soprannominato dal pubblico di Vigasio. Ha colpito il terzo punto, però l'ha portata via pulita, quindi rimane ancora un punto a favore della bocciofila trevillese. E ora Alfonso Nanni ci pensa un attimo prima di andare a bocciare la boccia del punto. Colpisce Alfonso, Porta via pulito. abbiamo il replay anche del tiro di Alfonso Nanni, proposto sempre dalla regia di Avelia HD, coordinata quest'oggi da Andrea Coloniese. Alle telecamere forse prima avevo fatto qualche errore, ma ora mi correggo. Federico Tarocco e non Pablo, che comunque saluto, l'altro regista di Avelia HD, e all'altra telecamera stretta, diciamo, Elisa Piergianni. E intanto riconquista il punto la formazione della Trevillese, e ora prova a giocare in accosto Gianluca Monaldi, forse leggermente lungo l'accosto di Gianluca, un po' defilato sul lato sinistro.
Sì, forse più che altro un po' storta. Anche se comunque misura. Altra misurazione per Gabriele Testi, chiamato un po' agli straordinari quest'oggi. Il punto è rimasto ancora a favore della formazione trevigiana e va al tiro Gaetano Miloro, capitano di questa formazione. Colpisce, attenzione, perché c'è stato un rimpallo un po' a sfavore del punto inox. Intanto abbiamo il replay della bocciata di Gaetano, dove avete visto chiaramente il rimpallo sulla boccia giocata all'inizio, insomma, da parte di Gianluca Monaldi. Ora Daniel Tarantino andrà di sottomano per Daniel, colpito perfettamente. Attenzione, perché forse la boccia è leggermente bassa, o forse no, dovrebbe averla tirata bassa dentro il segno. Almeno questo è quanto posso aver capito. Infatti, come vedete, Gabriele Testi dovrà riposizionare il tutto. Vediamo il rallentatore. È un po' difficile da valutare. Sì. Un po' difficile da valutare se la boccia era buona o meno. Comunque non ci sono state polemiche da parte dei protagonisti in campo, quindi ora Pasquale va al tiro sulla boccia del punto, colpisce, invita al tiro sul pallino Alfonso Nanni. Vediamo se sarà d'accordo Gaetano Miloro, ma credo proprio di sì, anche perché sulla parte destra della tavola di gioco, della tavola di fondo, comanda tutto il campo la Vigaso Villafranca. Si andrà sul pallino, attenzione, bocciata importante questa da parte di Miloro Gaetano. Va al tiro, colpisce, attenzione, perché porta il pallino alle tavole di fondo. 4 punti o forse 5, bellissimo anche scambio di 5, insomma, con Alfonso Nanni. Rivediamo intanto il replay del tiro. Colpito perfettamente il pallino, sguardo concentrato da parte del capitano. Bellissimo questo replay proposto da Veglia HD. Intanto ora ha chiesto l'intervento di Luca Bigliato, Pasquale D'Alterio. Intanto proviamo a capire se i punti a terra alle tavole di fondo sono 4 o 5. Comunque con questo colpo sul pallino messo davvero in difficoltà la formazione di Treviso, che aveva prima provato ad attaccare la punto inox di Vigaso con il sottomano, non è andato a buon fine di Daniel Tarantino, e ha risposto con il pallino Gaetano Miloro, mettendo a terra 4/5 punti. Poi proveremo a capirlo, perché da questa inquadratura a me sembrano 5, però sì, non mi pronuncio. Dobbiamo dire che se fossero anche 5 ci sarebbe virtuale 7 a terra per la punto inox Vigaso, con l'ultima boccia da giocare a favore di... ci sarebbe il 7. Se fossero 5... Sì, infatti virtuale 7 a terra per il punto inox Vigaso, con l'ultima boccia però da giocare da parte di Pasquale D'Alterio. Staremo un po' a vedere, perché una boccia un po' pesante questa che giocherà Pasquale D'Alterio. Però secondo me non va a punto, perché è molto difficile entrare là avendo anche la boccia corta. Quindi vedremo cosa sceglie di fare. Ma intanto ci sono anche i consigli da parte della panchina, da parte di Giuseppe D'Alterio. Gustiamoci questo tiro di Pasquale, che dovrebbe andare sulla boccia corta. Colpisce perfettamente e ha già fatto un grandissimo lavoro
anche se non è riuscito a portarsi a casa il punto, ma ha comunque cancellato 4/5 punti. Abbiamo il replay anche del tiro di Pasquale, replay sfumato nel finale, e intanto si va quindi in parità, Stefania, giusto? Esatto. Correggimi se sbaglio. Sì, 4 sì. pari. 4 pari con il pallino già giocato dal professore Di Fano, Gianluca Monaldi. Siamo lì nella zona della linea dell'Acchito, pallino leggermente defilato sul laterale sinistro. Primo accosto in arrivo per Gianluca. Che buono. Eh sì, ben giocato, si posiziona una 25-30 cm prima del pallino. Pasquale chiamato al tiro, grande bocciatore di Terna, Pasquale D'Alterio. Punto rimane a favore del punto Inox Vigasio. Ora Luca Ricci, anche lui si posiziona al centro della corsia di gioco, dà una leggera sistemata alla pedana di gioco prima di lasciare la sua prima boccia in accosto. Vediamo che lo fa ora. Boccia di Luca però sembra leggermente corta, non so se magari Una quarantina, sì, 50 anche lascia un forse. po' di spazio a Gianluca Monaldi. Vedremo se Forse vanno al tiro però. sì, preferiscono andare in bocciata con Alfonso Nanni, che credo sfoderà il sottomano. Infatti sottomano per Alfonso Nanni, ferma sul gioco, attenzione perché ha stretto molto il punto con questo colpo fuori classe, chiamato Terminator, soprannominato Terminator dal pubblico vigasiano. Prova la risposta a Luca Ricci. Bene giocato, sì, giocato molto bene anche questo secondo accosto. Luca Ricci supera il pallino di pochi centimetri, la boccia è sola. Di nuovo il turno di Alfonso Nanni. Vedremo se questa volta andrà di sopramano per coprire la tavola di fondo. Sì. Sembra di sì. Va Alfonso, colpisce, pulita. Attenzione perché ci è passato molto vicino alla propria boccia fermata in precedenza. Dichiara 2 punti l'arbitro. 2 punti quindi a favore della formazione scaligera, con Daniel Tarantino che accosta la sua prima boccia. Attenzione perché anche la boccia di Daniel mi sembrava corta, però sta ancora girando molto bene, fa un po' ingannare questo campo. Esatto. Quindi conquista anche Daniel Tarantino il suo punto e va Gaetano Miloro questa volta con il sopramano. Attenzione alle carambole, la porta via pulita, la boccia forse adesso sì, esce la boccia di Vigasio, quindi un punto solo. è uscita Sì, scusa, alle tavole di fondo, sì. la boccia di Daniel Tarantino, e quindi un punto solo a favore della Vigasio Villafranca. Daniel, l'ultima boccia in accosto per lui. Anche questa volta la faccio corta, però vediamo che sta ancora girando. Forse questa volta è corta. Attenzione, misurazione in corso da parte di Gabriele Testi. È arrivata, come si suol dire, lì sulla porta. Non si sa però se sia entrata o se è rimasta sull'uscio. No, è entrata. Punto preso quindi. Ma vuole provarci Gianluca Monaldi. Gioca in accosto, ultima boccia che per Gianluca, diritta per diritta il pallino. È solo questione di forza perché mi sembra che lì la strada la mantiene molto bene, diritta la boccia. Sì. Attenzione perché porta a casa i 2 punti con questo colpo. Il pallino è proprio appoggiato alla boccia di Gianluca Monaldi. Tanto inquadrato Pasquale, che commenta col fratello.
2 punti quindi conquistati da Gianluca Monaldi. Una boccia per lui. Ha l'ultima boccia in mano Gaetano Miloro e l'ultima boccia in mano Pasquale D'Alterio, che va al tiro. Attenzione, uno scarico sul pallino, attenzione perché è nato tutto dalla parte sinistra dove comanda il gioco solo la Vigasio Villafranca. Attenzione perché qui c'è la sorte del match. Intanto rivediamo la bocciata di Pasquale dove si vede chiaramente il rimpallo sulla boccia lunga, il rimpallo del pallino sulla boccia lunga. Vedete che gli ha fatto fare quella leggera deviazione dove praticamente alle tavole di fondo ha portato il pallino sul laterale sinistro dove l'arbitro sta misurando, ma mi sembra che comanda il gioco solo la Punto Inox Vigasio. Misurano il quarto. Sono già 4, sai. Quindi finisce questo secondo set di terna con la vittoria del Punto Inox per 8-4. Sicuramente un po' sfortunata per il momento la Giorgione Trevillese, che si porta quindi alla pausa del primo tempo sotto di 3-1. Ora diamo linea alla regia, poi proveremo a intercettare qualche informazione dagli altri campi per fare un po' il punto di questa 12ª giornata e quindi ci gusteremo i secondi set, insomma, delle partite a coppie. Quindi rimanete collegati con Avelia HD, ci vediamo tra poco, sempre qua in diretta dalla Giorgione Trevillese.
Eccoci rientrati dalla Giorgione Trevillese. Ora toccherà il secondo tempo tra Giorgione Trevillese e Punto Inox Vigasio. Per il momento il primo tempo si è concluso con la vittoria degli Scaligeri per 3-1. Sicuramente magari un primo tempo dove aveva tutte le carte in regola magari per portarsi in parità sul 2 pari, però ricordiamo l'ultima bocciata di Pasquale D'Alterio un po' sfortunata nei suoi confronti, insomma alle tavole di fondo non è andata proprio così bene per lui, quindi ha consegnato la vittoria alla formazione scaligera. Quindi parziale di 3-1, ora si giocheranno le partite a terne dove per la formazione di casa sulla corsia numero 2 D'Alterio Pasquale e Luca Ricci sfideranno Monaldi Gianluca e Miloro Gaetano. Per quanto riguarda invece la corsia 3, dove noi avremo i riflettori puntati su questa corsia, si giocheranno per la formazione della Giorgione Trevillese D'Alterio Giuseppe e Tarantino Daniel contro Gianluca Formicone e Alfonso Nanni. Ora si stanno aspettando le ultime tornate di prova. Ricordo sempre la terna arbitrale composta da Testi Gabriele e Lorenzini Davide, direttore di questo incontro Antolini Riccardo. Per il momento abbiamo qualche risultato che arrivano dagli altri campi, non so, me l'avevi anche accennati prima. Sì, allora abbiamo il pareggio tra Caccialanza Possaccio e il 3-1 tra Flaminio e Napoli. FC Accessori Moda Napoli. Esatto. Quindi mancano i risultati di Confer Metal Marche contro Boville Marino e manca il risultato di TME 88 contro Nova Inox Mosciano. Al momento non abbiamo informazioni, quindi non sappiamo insomma l'esito di questi due match. Appena ne abbiamo ve li comunichiamo. Tanto ricordo che al termine dell'incontro ci saranno le interviste a caldo dei protagonisti di questa giornata. Non sappiamo ancora chi saranno, insomma, a lasciarci due parole, ma rimanete collegati insomma con noi che lo scoprirete. Ora credo che sia tutto pronto, anzi sono un po' in ritardo sulla corsia numero 2, dove si stanno ultimando le ultime bocciate. Dovrebbe partire la Giorgione, se non mi sbaglio. Si l'aveva sorteggiato prima, solo che ero un po' distratto e non ho sentito quale sia stato insomma l'esito del sorteggio, ma lo scopriremo a breve. Intanto è terminata anche l'ultima tornata di prova sulla corsia numero 2. Sì. Quindi Giorgione Trevillese dall'inizio questo secondo tempo, sicuramente un secondo tempo intenso di spettacolo, perlomeno quello che ci aspettiamo. Allora, primo accosto buono da parte di Giuseppe D'Alterio, che parte con un bersaglio. D'Alterio Giuseppe parte con un bel bersaglio tra il tiro di sottomano Alfonso Nanni. Bocciata di sottomano per Alfonso che ferma subito sul gioco, quindi parte subito all'attacco la Punto Inox Vigasio. Ora di nuovo in accosto Giuseppe D'Alterio. Tanto in sottofondo sentiamo anche le campane di Treviso, di Trevillese che suonano. Esatto, Treville. Altro bersaglio da parte di Giuseppe. Altro bersaglio da parte di Giuseppe. Di nuovo in bocciata Alfonso Nanni, questa volta andrà di sopramano per coprire la tavola di fondo.
C'è l'errore però da parte di Alfonso, colpito in pieno il pallino. Si rammarica un po' Alfonso Nanni su questo errore. E adesso toccherà a Gianluca Formicone rimediare. Già pronto al tiro. Abbiamo sentito anche la dichiarazione da parte di Gianluca. Errore anche per Gianluca Formicone. C'è passato davvero vicino, ma conta poco passarci vicino. L'unica cosa che conta è colpire in questo gioco, purtroppo. Ora, ultima boccia in mano per la formazione scaligera. Gianluca prova a strappare il punto. Davvero difficile riuscirci. Ha stretto molto comunque il gioco. Ora staremo a vedere se Tarantino Daglia proverà una bocciata sul secondo punto. Potrebbe provare anche pallino, però è un po' troppo rischioso. Tiro sul pallino lo vedo tanto rischioso, Stefania, però staremo un po' a vedere. Preferisce giocare in accosto Daniel, molto prudente come giocatore. Daniel, diciamo che rischia il meno possibile, giustamente. Gioca in accosto, diritto per diritto. Sembra ben giocato. Sì, ben giocato l'accosto di Daniel. 2 punti, applausi meritati per Daniel. Quindi per il momento partirà in vantaggio la Giorgione Trevillese con 2 punti messi a terra da Daniel Tarantino, però all'ultima boccia da giocare, possibilità di inserire anche il terzo punto. Vedremo se sarà così. Sembra giocata ancora molto bene, trova l'appoggio a quella giocata in precedenza. Quindi 3 punti portati a casa dalla Giorgione Trevillese con 2 bellissimi accosti di Daniel Tarantino. Quindi parziale di 3-0. E adesso imposta il pallino Giuseppe Dalterio, va verso il centro del campo, più o meno nell'ultimo riquadro. Ma tendono il tiro di volo. Sì, intanto c'era il tiro di volo sul campo a fianco fatto da Pasquale Dalterio. E adesso Giuseppe gioca il suo primo accosto. Sembra ben giocata anche questa boccia da parte di Giuseppe, che è partito con un buon ritmo in fase di accosto. Ha superato il pallino di pochi centimetri, non c'è spostamento, quindi accosto regolare da parte di Giuseppe Dalterio. Adesso di nuovo bocciata per Alfonso Nanni, bocciata di sopramano per lui. La concentrazione di questo fuoriclasse colpisce la tavola di fondo, credo abbia dato merito alla Giorgione Trevillese, infatti è proprio così. E gioca in accosto Gianluca Formicone la sua prima boccia. Intanto nel campo a fianco dovrebbe aver conquistato i primi punti la Giorgione Trevillese. Magari dopo chiedo sempre l'aiuto da parte della regia, perché abbiamo praticamente i punteggi sotto la nostra postazione, quindi mi risulta un po' difficile tenere il conto su entrambi i campi. Prima boccia, un punto per la Giorgione Trevillese e buon accosto da parte di Tarantino. Mette in leggera difficoltà la formazione scaligera. Buona bocciata da parte di Alfonso Nanni. Anzi, era Giuseppe. Ora va all'accosto Daniel. Daniel attende l'accosto sul campo a fianco di Gianluca Monaldi. Adesso si posiziona diritto per diritto Daniel Tarantino. Vedremo come sarà il primo accosto di Daniel, che appena ha rilasciato questa boccia l'ha inseguita subito. Forse l'aveva sentita corta, ma
non è proprio così, perché gioca un buon accosto. Partito molto bene la formazione della Giorgione Trevillese, che proverà sicuramente a giocarsi tutte le carte per almeno strappare un pareggio alla formazione del punto Inox. Intanto in arrivo l'accosto di Gianluca Formicone, questa volta Molto buono. è passato proprio in mezzo tra la boccia e il pallino. Forse questa volta Gianluca è un po' sfortunato perché non è riuscito a conquistare il punto. Fatto sta insomma che il punto è rimasto a favore della Giorgione Trevillese. Ultima boccia in mano per Daniel Tarantino, che avrebbe la possibilità di inserire anche il secondo punto, però rimane molto corto credo questa volta, anche se la sua boccia sta ancora girando, non arriva nei pressi del punto insomma, e quindi si accontenta per il momento del virtuale 4-0, con sempre l'impostazione del pallino da parte di Giuseppe D'Alterio, che va sempre verso l'ultimo riquadro della corsia numero 3. Pallino leggermente diffilato sul laterale destro. Giuseppe si posiziona sul laterale sinistro e gioca la sua prima boccia in accosto. Questa volta un accosto leggermente corto. Sì. Lascia un po' di spazio a Gianluca Formicone. Vediamo se Gianluca ne approfitta, magari con l'aiuto della tavola di destra. Io la giocherei con, infatti, come l'ha giocata lui. Esatto. Sì, perché comunque Gianluca predilige farsi aiutare dalla sponda. Vediamo se scende. Sì. Potrebbe anche nascondersi la boccia di Gianluca Formicone, invece rimane leggermente larga. Comunque buono l'accosto di Gianluca. Penso che andranno per il tiro. La formazione della Giorgione Trevillese con Daniel Tarantino. Fate proprio così. Avete anche sentito la dichiarazione di Daniel, il nostro microfono ambientale. Ha colpito intanto Daniel, difende la boccia di Giuseppe D'Alterio. Punti dovrebbero essere uno solo. C'è ancora spazio per Gianluca Formicone, che questa forse l'ha caricato un po' di più. Sì, l'ha caricata un po' di più, magari per provare a nascondersi dalla boccia di Giuseppe D'Alterio. Penso che ci sia riuscito anche dalla nostra postazione. La vediamo che potrebbe essere anche un po' coperta, insomma, la boccia di Gianluca Formicone. Staremo a vedere ora la decisione da parte di Daniel Tarantino, che si è un attimo consultato con Giuseppe D'Alterio e adesso va al tiro sulla boccia del punto. Sicuramente una bocciata più difficile, però eseguita molto bene da Daniel Tarantino, con lo scarico sul pallino. Scaricato il pallino, è andato giù alle tavole di fondo. 2 punti portati a casa da Daniel, e adesso staremo un po' a vedere Alfonso Nanni se proverà a giocare in accosto o se proverà una bocciata magari a una delle 2 bocce da giù alle tavole di fondo. Intanto sta avanzando Gianluca Formicone per qualche consiglio. Staremo un po' a vedere insomma la decisione tra i 2 protagonisti. Beh, 2 bocce in mano. Vedremo se giocherà in accosto Alfonso. Eccolo qua Alfonso Nanni che si concentra. Si ferma. Sì, forse c'era un attimo disturbato Alfonso Nanni. Eccolo qua lo stile di Alfonso Nanni. Volevo proprio mostrare questo dettaglio di Alfonso, questo gesticolare con la mano ogni volta che rilascia la propria boccia in accosto. Grazie alla regia per avermi fatto contento di mostrare questo dettaglio.
di questo atleta che comunque accosta molto bene e realizza un buon punto alle tavole di fondo. Anzi, forse è rimasto un punto solo a favore della Giorgione Trevillese. Altro consulto con Gianluca Formicone. Intanto salutiamo anche l'amico Luca Cavazzuti che ci sta osservando da casa. Saluta anche te, Stefania. Sì, ciao Luca. Penso voglia tirare. Sì, vogliono tirare al punto. Va Alfonso. Bocciata molto delicata questa da fare per lui. Errore però. Momento un po' di appannamento per la formazione scaligera, dove sta subendo 4 punti a 0. Ora c'è la possibilità di incrementare ancora il punteggio per la Giorgione Trevillese. Vediamo se ne approfitta con Giuseppe D'Alterio, che stava osservando la boccia sul campo fianco giocata da Pasquale. Intanto gioca in accosto Giuseppe, ultima boccia per lui. Sembra buona comunque. Se non succede nulla di grave dovrebbe realizzare i 2 punti senza Così. grossa difficoltà, quindi si porta sul 6-0. Attenzione perché avanti la Giorgione Trevillese anche sull'altro campo. Attendiamo un attimo l'informazione dei punti. Tanto posizione il pallino sempre sullo stesso posto. Giuseppe D'Alterio attraversa tutta la corsia di gioco. Sembra ben giocato anche l'accosto di Giuseppe. Partito molto bene la formazione della Giorgione Trevillese. Stanno mettendo in netta difficoltà Alfonso Nanni e Gianluca Formicone. Ora in bocciata Alfonso. Colpisce. Abbiamo anche il replay del tiro. Gianluca Formicone intanto si prende spazio. Ben giocato l'accosto di Gianluca. Beh, diciamo stanno facendo una bella media. Eh sì, soprattutto in accosto, medie molto ravvicinate. Ora Tarantino Daniel attende la misurazione da parte dell'arbitro. La boccia dovrebbe essere doppia con il pallino, infatti è proprio così. E va al tiro Daniel Tarantino. La pizzica. Pizzicata di poco. Abbiamo sempre il replay del tiro di Daniel. Ora il punto è rimasto, insomma, tanto dobbiamo dare atto che c'è un bel tiro di volo, anzi no, di raffa, portato avanti molto però da Gaetano Miloro sul campo a fianco. Abbiamo fatto ora ad inquadrare la rincorsa della bocciata da parte di Gaetano, che però non ha avuto la meglio in questa bocciata. Intanto prova a riavvicinarsi al pallino Giuseppe D'Alterio, esegue un buon accosto, la boccia dovrebbe essere doppia con il pallino. Vedremo se Nanni Alfonso andrà di sottomano, mi sembra di sì da come ha impugnato la boccia, anzi no. Intanto si sta consultando con Gianluca. Sì, va di sottomano. Bellissimo stile da parte di Alfonso Nanni che colpisce, attenzione perché non era sicuramente questo l'esito del tiro che voleva effettuare Alfonso Nanni.
punto dovrebbe essere rimasto ancora una volta a favore della Giorgione Trevillese. Ed ora è il turno di Gianluca Formicone con la sua ultima boccia in mano. Ancora una boccia da giocare Daniel Tarantino, quindi anche in questa tornata c'è un momento favorevole alla formazione di casa. Attenzione perché Gianluca Formicone ha... È un po' lungo. Sì, forse ha un po' tirato i remi in barca in questo primo set, dove non hanno trovato mai uno spunto vincente per il momento, anche perché Giuseppe e Daniel hanno giocato davvero molto bene questo primo set di coppia. Questo va il punto, 7-0. Si va sul 7-0, primo set a senso unico. Vedremo se proverà a trovare un po' di riscatto Alfonso e Nanni. Scusatemi, Alfonso e Gianluca Formicone. E intanto anche sull'altro campo c'è un momento favorevole alla Giorgione Trevillese. Per il momento il parziale è sempre di 2-0. Poi magari avremo modo di osservare anche la sorte del campo numero 2. Intanto siamo sempre nella zona della linea della Quito, imposta sempre lì Giuseppe D'Alterio. Sì. Forse è un po' più cortina questa, sì. Questa volta lascia un po' di spazio Sì. a Gianluca Formicone. Vedremo se ne approfitta. Tanto sfrutta tutta la tavola di sinistra. Gianluca Anche questa volta sembra ben giocata. Attenzione perché forse va anche a coprirsi. Boccia è sola. Ora vedremo come effettuerà il tiro Daniel Tarantino. Andrà di raffa da quello che abbiamo potuto intuire. Colpisce. Carica anche il pallino. Ha caricato il pallino, questa volta il pallino si è proprio posizionato al centro della corsia, alle tavole di fondo. Il punto è rimasto però a favore degli Scaligeri questa volta e quindi sarà il turno di Giuseppe D'Alterio, ultima boccia per lui da giocare laggiù alle tavole di fondo. Vediamo che insegue la propria boccia giocata mettendosi giustamente sul laterale come da disposizioni tecniche questa stagione 2022-2023. Intanto ha realizzato un buon punto e va Alfonso Nanni, bocciata di raffa per lui, colpisce, attenzione perché forse mette a terra i 2 punti alle tavole di fondo con questo tiro. O forse lo perde, forse la misurazione infatti. Infatti adesso da questa inquadratura si può notare più nel dettaglio che forse il punto è a favore della Giorgione Trevillese. Intanto attendiamo l'arbitro. Misurazione accurata. Intanto 3-0 avanti sulla corsia numero 2. E il punto qui è della Giorgione alla fine. Punto a favore della Giorgione Trevillese. Gianluca Formicone questa volta non dovrebbe trovare difficoltà a conquistare il punto alle tavole di fondo. Vediamo che la propria boccia prende una strana piega verso sinistra, comunque sia ha realizzato il punto ma lascia un po' di spazio a Daniel Tarantino che ci proverà. Ultima boccia anche per Daniel. Forse Daniel si è posizionato più diritto al pallino. Sì, più centrale. Attenzione perché forse è rimasto leggermente corto. Non sì. credo arrivi nei pressi del pallino questa boccia giocata da Daniel.
invita all'accosto con l'aiuto della tavola. Gianluca Formicone ha dato qualche istruzione al proprio compagno. Forse stava pensando a un altro tiro. Forse stava pensando al terzo punto, forse. Intanto abbiamo sentito anche lo scambio di parole con il proprio compagno. Alfonso gioca ora la sua ultima boccia con l'aiuto della tavola laterale. Attenzione, perché a me non sembra tanto lunga. No, sembra un po' corta. Un po' corta. Sì. Quindi si va sul 7-1. Brutta boccia, insomma, giocata da Alfonso Nanni, che secondo me nella testa aveva qualche altro tiro in mente. Esatto, anche secondo me. È stato un attimo frenato. Tanto applausi per Pasquale D'Alterio, che incrementa il punteggio a terra. Per il momento, quanto riguardano le partite a coppie, la formazione del punto Inox è un attimo in difficoltà su entrambi i campi. Anche Pasquale e Luca Ricci potrebbero portarsi sul parziale di 6-0 sul campo a fianco. Penso sia proprio così. Anzi no, si va sul 5-0 per quanto riguarda il campo numero 2. Ha impostato Gianluca Formicone un po' corto questa volta, lascia un po' di spazio a Giuseppe D'Alterio. Che la gioca bene. Una quarantina. Adesso al tiro Alfonso Nanni. Va Alfonso, bocciata di sopramano per lui. Colpisce pulito, provano a difendere il punto giocato in partenza da Gianluca Formicone. Giuseppe D'Alterio, ultima boccia per lui, si posiziona a una cinquantina di centimetri dalla tavola laterale sinistra. Preso il punto. È un po' lunghino. Sì, conquista il punto. Lascia un po' di spazio a Gianluca Formicone, che questa volta ha la possibilità anche di incastrare la propria boccia, mettendo in leggera difficoltà la formazione trevigiana. Vedremo se ci riuscirà Gianluca. Attenzione, perché si sta raddrizzando la propria boccia, forse trova l'impatto sulla quella corta. Errore per Gianluca Formicone. Al tiro Nanni. Adesso è costretto a bocciare il pallino Nanni. Almeno quello che penso. Infatti tiro sul pallino, colpisce, mette a terra 2 punti alle tavole di fondo, 2 punti abbastanza larghi, ha la possibilità insomma di chiudere Daniel Tarantino. Primo set di coppia in addirittura d'arrivo a favore della Giorgione Trevillese, che ha comunque giocato nettamente superiore insomma alla punto Inox Vigasio, perlomeno in questo primo set, anche se vediamo forse arriva piano piano, dovrebbe arrivare comunque. E vince questo primo set Daniel Tarantino ed D'Alterio Giuseppe. Vittoria netta per 8-1. Ci portiamo sul 3-2 come set. Infatti, giusto Stefania. Quindi 8-1 a favore di Giuseppe D'Alterio e Daniel Tarantino. Ora si andrà al secondo set. Ha accorciato il punteggio a Giorgione Trevillese, parziale di 2-3. L'appunto Inox Vigasio è sotto di 5-0 anche sulla corsia numero 2. E adesso voglio capire un attimo se la regia è pronta per spostarsi sul campo numero 2 per seguire la sorte di questa partita che sta avanzando a senso unico. Quindi appena le telecamere sono pronte ci spostiamo
Siamo già pronti sul campo numero 2, dove Punto Inox è sotto di 5-0. Però mi sembra ci sia una giocata, Sì. uno scarto a favore della C'è Punto Inox. una giocata a favore della Punto Inox. Dobbiamo dire che per come si è messa insomma questa 12ª giornata, se la Punto Inox avesse la possibilità di vincere anche un solo set, sarebbe tanta roba insomma per come si è messa, anche perché strappare un pareggio qui è davvero importante a questo punto. Sì. Che Comunque si sta perché giocando tutto alla pari. si sta giocando tutto alla pari, però vedo un po' di superiorità in più verso la Giorgione Trevillese. Intanto abbiamo visto inquadrata anche la figlia di Giuseppe D'Alterio. Arianna. Intanto time out chiesto da Pasquale, tratto in campo Luca Bigliato. Non so se Pasquale abbia 1 o 2 bocce ancora. Secondo me ne ha una sola. Eh. Time out abbastanza lungo. Sì, perché credo avesse sbagliato il primo tiro Pasquale, perché ho visto una boccia della Giorgione Trevillese sul muretto, insomma, Sul portabocce. sul portabocce, esatto, non mi veniva il termine, grazie Stefania. Vediamo cosa hanno deciso di fare. Intanto si consulta anche con il fratello a bordo campo. Ora vedremo la decisione da parte di Pasquale, che non ha ancora deciso il da farsi. Vedete, 3 bocce a disposizione ancora per il Punto Inox. Decide di andare da Costo. Gioca in accosto Pasquale D'Alterio. Gioca una buona boccia, però è leggermente storta. Quindi qui c'è una possibilità per la Punto Inox. Andrà il tiro sul pallino, credo di aver capito questo, quello che vuole fare Gaetano Miloro. Si concentra, va alla bocciata Gaetano, ha colpito, però non so se è regolare il tiro, secondo me no, anzi sì, tutto regolare. Forse aveva dichiarato il terzo. No, ha preso il pallino. Ha colpito quello che aveva dichiarato Gaetano Miloro, ha scaricato un paio di bocce. Il punto dovrebbe essere sempre a favore del Punto Inox Vigasio. Sta arrivando la boccia di Gianluca Monaldi, forse leggermente corta, anzi no. 2 punti messi a terra, intanto partono già con un 3-0 sul secondo set di coppia. Pasquale D'Alterio e Tarantino Daniel. Giuseppe. Oggi con i nomi sono davvero in Però crisi. ci sono molte G oggi, perché ci sono sì. anche Gianluca, Giuseppe. Quindi. Intanto c'è anche il terzo punto da parte della Punto Inox, quindi si portano sul 5-3. Accorciano le distanze Gianluca Monaldi e Gaetano Miloro. Per il momento 3-5 è il parziale. Vediamo che ha già impostato il pallino Gaetano. Siamo un metro abbondante dopo la linea dell'Acchito. Ora imposta il gioco Gianluca con la sua prima boccia che dista una cinquantina di centimetri prima del pallino. Vedremo come sarà la risposta da parte di Ricci Luca.
Intanto, vai pure Stefania. Intanto abbiamo anche la Coffer Metal Marche contro Bovile Marino, un 2-2. A fine primo tempo. Errore intanto per Luca Ricci. Ha trovato l'impatto sulla boccia giocata in precedenza da Gianluca Monaldi. Brutto errore questa volta per Luca Ricci, anche perché la boccia di Gianluca era abbastanza larga, insomma c'era tutto lo spazio necessario per portarsi a casa il punto. Forse rimedia con questo secondo accosto, comunque non uno dei migliori, che comunque sia riesce a strappare il punto. Adesso va in bocciata Gaetano Miloro. Si prepara il tiro il capitano della Punto Inox Vigasio, colpisce. Diciamo che hanno già un po' raddrizzato la sorte di questo primo set. Sì. Ricordo parziale di 5-3, invece sull'altro campo è già avanti 3-0 Giuseppe Dalterio e Tarantino Daniel. Attenzione all'accosto da parte di Pasquale, che sembra prendere una strada non positiva, infatti trova l'impatto sulla boccia corta del proprio compagno di squadra, quindi ha avanzato leggermente anche con l'urto la boccia di Gianluca Monaldi. Ora ultima boccia in mano per Pasquale. Di nuovo momento positivo, insomma, per la formazione scaligera, con un altro accosto di Pasquale non dei migliori. Trovato un altro impatto sulle bocce corte, quindi ora punto a terra per il Punto Inox Vigasio. 2 bocce in mano da giocare, una per Gianluca e una per Gaetano. Vedremo se riusciranno. Attenzione, perché anche Gianluca, appena ha lasciato questa boccia, si è girato verso il proprio compagno di squadra. Sembrava quasi forse averla... un po' lunga, mi sa. Sì. Tanto lungo l'accosto di Gianluca. Scivola via la possibilità di inserimento del secondo punto, ed ora toccherà al capitano provare a portare a casa questi 2 punti, che sarebbero preziosi perché agguanterebbero il pareggio, andrebbero per il 5 pari, ma sembra che ci sia un po' di difficoltà in fase di accosto sulla corsia numero 2. Infatti si va sul parziale di 4-5. Sarà sempre il Punto Inox Vigasio a impostare il gioco. Tanto anche sul campo a fianco c'è stato un bel punto da parte di Tarantino Daniel. Bel punto infatti da parte di Tarantino Daniel, con 2 bocce ancora a disposizione per il Punto Inox. Non mi sembra sia cambiata la sorte del match sulla corsia numero 3. Sempre avanti Giorgione Trevillese per 3-0. Tanto imposta molto bene Gianluca Monaldi. Prima boccia, si trova a ridosso del pallino. Ha già dichiarato che andrà alla bocciata Pasquale Dalterio. Tanto accorcia la distanza 3-1. Sulla corsia numero 3 chiede qualche informazione Pasquale e va il tiro sul pallino, parte l'attacco Pasquale Dalterio, colpisce, lo pizzica, l'ho pizzicato, non è arrivato in fondo questo pallino colpito da Pasquale, lo ha ferito, diciamo così. E adesso dovrà giocare in accosto Luca Ricci. Infatti è proprio così, sfrutta la pendenza della tavola di sinistra. Dovrebbe essere ben giocata la boccia di Luca, forse leggermente corta, però sta ancora girando. Lascia una 70 di centimetri a Gianluca Monaldi,
Vedremo se ne approfitta Gianluca. Si posiziona al centro della corsia più o meno. Indirizza la propria boccia sotto la tavola di sinistra. Vediamo se scende, perché Sì, dovrebbe scendere. forse ancora leggermente lunga la boccia giocata da Gianluca Monaldi. Conquista il punto, ma supera il pallino di una trentina di centimetri. C'è ancora la possibilità per Luca Ricci di effettuare l'incastro con l'accosto. Vediamo se Gioco uguale alla fine di Gianluca Monaldi. Forse la carica leggermente di più. sembra lunga anche questa, però, Stefania. Però forse si posa. Infatti. Sì, infatti si è appoggiata. Era lunga comunque. Diciamo era abbastanza sostenuta, però giustamente se c'è la possibilità dell'appoggio magari si può giocare, insomma, con un giro in più. Ora invita all'accosto anche Gaetano Miloro. Forse Gaetano ha tagliato un po' di più la corsia. Sì. Vedremo come sarà questo accosto da parte di Gaetano, che per Gaetano sembra ben giocata. Forse cresce di qualche giro la Sì. boccia di Gaetano, però conquista il punto. E adesso penso che Pasquale D'Alterio, Secondo me va appunto anche sì, lui. va appunto anche lui, anche perché non ha interesse a provare la bocciata, anche perché c'è la possibilità di scarico sul secondo punto e poi ci sarebbe un'occasione ghiotta per il punto inox Vigasio, quindi giusto provare a giocare in accosto. Sembra ben giocata anche la boccia di Pasquale. Un po' cortina. Rimane leggermente corto Pasquale, quindi punto rimane a terra per la formazione scaligera. Qualche informazione ora: si stanno scambiando i portacolori della Vigasio Villafranca. Questa volta ha tagliato di più la corsia di gioco Gaetano Miloro, proverà a inserire il secondo punto. Forse è un po' corta. Infatti rimane corto, quindi si va in parità. 5 pari. Diciamo che per il momento si sono rifatti sotto. Ricordiamo, erano in svantaggio per 5-0. Poi dal momento in cui ci siamo collegati su quel campo è cambiata un po' la sorte del match. Forse è solo una fatalità, però insomma questo è quello che sta succedendo. Imposta sempre il pallino sulla linea della Quito Gaetano Miloro. Tanto la boccia di Gianluca supera il pallino stesso di una trentina di centimetri. C'è la possibilità per Luca Ricci di conquistare il punto. Intanto punteggio invariato anche sulla corsia numero 3, sempre 3-1 a favore di Giuseppe e Daniel. Però per il momento c'è una leggera possibilità di vantaggio per il punto inox. Staremo un po' a vedere se riusciranno Gianluca Formicone e Alfonso Nanni. Intanto punto è conquistato da parte di Luca Ricci, si sta misurando, forse un leggero spostamento. Sì, ho preso il punto. No, stava proprio misurando le due bocce. Ma Lo vedevi abbastanza netto? Sì, io lo vedevo abbastanza netto, infatti, però non c'era tanto, forse solo perché ho una buona vista. Sì. Gianluca Monaldi. Anche questa sembra ben giocata. Eh sì, conquista il punto Gianluca. Vediamo cosa sceglieranno, se l'accosto o il tiro. Tanto sul campo a fianco c'è la possibilità, colpendo la boccia da parte di Alfonso Nanni, di conquistare parecchi punti alle tavole di fondo. Intanto c'è il tiro da parte di Pasquale D'Alterio con l'errore, ma proviamo a vedere la bocciata di Alfonso Nanni, che potrebbe cambiare un po' la sorte del match. Per il momento sotto di 3-1, ma ha la possibilità di fare parecchi punti, però non ne approfitta.
C'è passato davvero vicino Alfonso Nanni, quindi rimane il vantaggio per Giuseppe Dalterio e Tarantino Daniel, 4-1. Ora ritorniamo sulla corsia numero 2, dove c'è il time out chiesto dalla punto Inox Vigasio. Abbiamo anche l'1-3 da parte di... Scusate, vi aggiorno anche sugli altri campi. Praticamente Codogno perde 3-1 contro Mosciano. Quindi abbiamo il quadro completo di questa 12ª giornata, dove in questo derby veneto se le stanno suonando di santa ragione per quanto riguardano i set di coppie. Intanto c'è stato il time out chiesto da mister Nicolini sul campo dove c'è la perfetta parità di 5 pari, con ora 2 punti a terra per il punto Inox. Adesso con Luca Ricci che ha l'ultima boccia a disposizione. Vediamo come sarà l'accosto di Luca Ricci, che sembra leggermente corto. Attenzione perché potrebbe lasciare a terra entrambi i punti. Infatti attenzione, 2 punti a terra ancora per il punto Inox Vigasio. Ultima boccia in mano per Pasquale Dalterio. Attenzione perché la può chiudere la formazione scaligera. Si trovava sotto, lo ricordo, per 5-0. Ora Pasquale costretto ad andare al tiro sul pallino, se non abbiamo capito male. No, corretto. Errore però. È stato davvero bravo a colpire la boccia là dietro perché c'era il pallino davanti. Lo vediamo anche da questa inquadratura. Quindi 2 bocce a disposizione di Gaetano per portare a casa il set. Sì. 2 bocce a disposizione per Gaetano Miloro e 2 punti a terra per il punto Inox. Sicuramente sono 2 bocce molto importanti queste da giocare per Gaetano. Sembra che ne basti una sola. Applausi meritati per Gaetano Miloro, che vincono questo set con il proprio compagno di squadra Gianluca Monaldi. Quindi per il momento è saldo il pareggio del punto Inox Vigasio, che ora avanza per 4-2. Quindi facciamo un po' il punto della situazione. Vittoria per 8-5. Nel frattempo abbiamo visto anche l'esultanza da parte di Gaetano Miloro. Esultanza un po' liberatoria, dai, ci stava. Ora si andrà per il secondo set. Intanto la corsia numero 3 è sempre avanti per 4-1, se non vado errato. Esatto, sì. Ora attendiamo un attimo che si sistemino i punti in grafica. Intanto è già iniziato il secondo set di coppia, sempre sulla corsia numero 2. Intanto c'è la bocciata da parte di Pasquale Dalterio. E c'è un errore, scusami Alex, c'è un errore sul campo numero 3 da parte di Formicone Gianluca, che non fa il punto, e quindi la Giorgione si porta sul 5-1. Infatti 5-1. E intanto c'è il cambio anche nelle file della Vigasio Villafranca. Sarà il turno di Giacomo Lorenzini. Tanto appena la regia è pronta, penso Stefania che sia il caso di rispostarci sulla corsia numero 3, perché adesso si gioca tutto lì, la sorte di questo match. E quindi ritorniamo sulla corsia numero 3, dove è appena entrato Giacomo Lorenzini al posto di Gianluca Formicone. Esatto. Si gioca tutto per questa 12ª giornata. Pallino impostato sempre al penultimo segno.
Va all'accosto Giuseppe D'Alterio. Che mette una buona boccia. Sempre bersaglio. Va al tiro. Alla bocciata Alfonso Nanni. Ricordiamo sempre parziale di 5-1. Abbiamo sentito la dichiarazione da parte di Alfonso. Tiro sul pallino, colpisce, non demorde Alfonso Nanni. Ora vedremo se andranno al tiro sulla boccia corta i portacolori della Giorgione Trevillese, con Giuseppe D'Alterio che forse preferisce giocare in accosto, infatti è proprio così. Prova a prendersi l'accosto, o meglio prova a prendersi lo spazio del punto laggiù alle tavole di fondo il capitano Della Giorgione. Giuseppe D'Alterio. Sembra cortina ma sta rotolando, come si suol dire. Sì, Prende il punto. avanza piano piano la boccia di Giuseppe, punto è preso. Siamo intorno ai 45 centimetri. Ora vedremo la decisione da parte dei portacolori scaligeri con il primo accosto ora di Giacomo Lorenzini. Sicuramente non è facile entrare a freddo. E deve già giocare alle tavole. Sì, dover subito giocare alle tavole. Però sembra ben giocata in realtà. ben giocata, forse un po' sfortunato perché trova subito l'impatto sulla boccia di Giuseppe D'Alterio, Giacomo Lorenzini. Adesso vedremo quale sarà la decisione. Ci riprova Giacomo, ritornato in forze alla Vigasio Villafranca dopo un anno in forze da Pieve Agnievole. Aveva deciso di avvicinarsi a casa Giacomo, poi è stato ricontattato, è tornato. Ha preso il punto. Conquistato il punto Giacomo Lorenzini. Intanto chiede qualche informazione Daniel. Ora vediamo se riesce a strappare il punto alle tavole di fondo Tarantino Daniel, che se non vado errato ha due bocce infatti a disposizione. Questa sembra ben giocata. Ben giocata la boccia di Daniel Tarantino, applausi meritati per lui perché sta davvero giocando molto bene quest'oggi. Ora di nuovo messo un po' in difficoltà Alfonso Nanni che gioca in accosto. Rivediamo sempre lo stile di Alfonso Nanni. Forse questa l'ha caricata troppo presto, però magari a me sembra giocata molto bene invece. Ecco, vedi, mi ha smentita. Applausi meritati anche per Alfonso Nanni che prova a tenere in bilico questo match. Rivediamo il replay dell'accosto, grazie sempre alla regia di Avelia. Bellissimo questo accosto. Ora chiede di accostare ancora Giuseppe D'Alterio, sta confabulando con Daniel Tarantino. Intanto dopo questo breve consulto prova a giocare in accosto Daniel, ci prova, attenzione perché forse non l'ha caricata verso la sponda, la giocata diritta per diritta, attenzione all'accosto di Daniel Tarantino che non sembra dei migliori.
trova sicuramente l'impatto sulle bocce corte e lascia un punto a terra alla formazione della Vigaso Villafranca, che si porta sul 5-2. 5-2. Tanto non abbiamo il punteggio dell'altro campo. 1-0 per Vigasio, ci dicono. Grazie ai nostri informatori. Esatto. Intanto 5-2, come avete potuto sentire dal microfono ambientale. Hanno chiesto il consulto da parte del Sì. CT Nicolini. Massimo Nicolini chiamato in corsia. Forse per cambiare anche gioco. Sì, forse hanno un po' studiato la strategia. Volevo quasi per annunciarlo che secondo me giocavano sulla parte corta. Infatti, fino ad proprio ora non così. hanno mai giocato sul No, corto. non hanno mai giocato sul corto. Chiede qualche informazione Giacomo Lorenzini prima di giocare la sua prima boccia. Vediamo che taglia tutta la corsia di gioco, o quasi tutta, Sì. e gioca Giacomo. Comunque sembra avere avuto un buon impatto sul campo Giacomo. Direi quasi ottimo. Sì. Buona boccia giocata da Giacomo Lorenzini, ora andrà in bocciata Daniel. Per il momento comunque possiamo dirlo tranquillamente, si può anche capire insomma dal risultato, un match molto equilibrato. Diciamo che le bocce se le sono giocate davvero fino in fondo. Su entrambi insomma le squadre hanno dato il tutto per il tutto, credo. Quindi possiamo dire tranquillamente, Stefania, che un pareggio sarebbe più che meritato da entrambe le squadre. Sì, sono d'accordo con te. Forse c'è stato un leggero vantaggio, specialmente sulla partita di coppia, quella tra Giuseppe e Daniel, dove magari meritavano o meritano insomma qualcosina in più. Però se dobbiamo sommare le due cose, un pareggio ci starebbe alla grande, insomma. Sì. Tanto altra bocciata di Daniel Tarantino, il pallino si è spostato sulla tavola di sinistra. Comunque da entrambe le formazioni ci sono ottime giocate, soprattutto a punto, poi comunque i campi permettono una buona media, perché sono regolari, non sono campi difficili. Non perché sono di parte, però no, si vede tranquilla. comunque. No, ci mancherebbe. Tanto a proposito di belle giocate, ne stiamo per assistere a una, quella di Alfonso Nanni, che va convinto sul pallino, lo colpisce, lo porta alle tavole di fondo. Attenzione perché... Carambola qualsiasi cosa. Sì, si sono un po' mescolate le carte alle tavole di fondo. Punto da questa inquadratura, io lo faccio a favore della Giorgione Trevillese. Anch'io lo farei, però... Attendiamo la misurazione da parte di Davide Lorenzini, che è un arbitro regionale. Intanto forse hanno portato a casa altri 2 punti sul campo a fianco, punto Inox Vigasio. Quindi si andrebbe su un 3-0 se non erro, giusto? E si potrebbe andare sul 3-0, ma attendiamo sempre la conferma da parte dei nostri aiutanti. Sì. Tanto va la Costa Nanni. Un attimo disturbato Alfonso, non si sa da chi. Diciamo c'è un folto pubblico, quindi basta poco per distrarre i giocatori. Andiamo Alfonso che gioca alle tavole di fondo, o quasi insomma alle tavole di fondo. Sembra un po' lunghina così, però. Sì, leggermente lungo, lascia una 70 di centimetri a disposizione a Giuseppe D'Alterio. Che ha una boccia? 2 bocce in mano. 2 bocce, attenzione perché potrebbe, come si suol dire, dare il colpo di grazia alla formazione della Vigaso Villafranca, la possibilità di portarsi Giuseppe D'Alterio sul parziale di 7-2. Credo che questo è buono. Non ci siano difficoltà per lui.
Infatti primo punto portato a casa tranquillamente, e credo che con questa ultima boccia sarà la fotocopia di quella di prima. Si potrebbe andare sul 7-2. Vedremo se non mi smentirà, ma non è No, così. non ti ha smentito. Non è così. 7-2, applausi Esatto. meritati per il capitano, che ora si consulta con Daniel. Vedremo dove imposteranno il gioco. Si va sempre... Si torna al vecchio gioco. sì, si ritorna nell'ultimo riquadro, Però non hanno poco mai... prima della zona dove Esatto. osano le aquile. Che fino ad ora però non ti hanno mai No, non- premiato, zero proprio. No, giocano sempre poco prima. Vedremo insomma il primo accosto di Giuseppe. Intanto non sappiamo ancora il punteggio della corsia 2. 2-0 ci dicono. Ora consulto tra Alfonso e Giacomo. Non so se forse decide di tirare già il pallino o il punto. Non abbiamo sentito chiaramente la dichiarazione da parte di Alfonso, ma Sembra il punto. dato convinto sulla boccia. Sì. Però rimane il punto della Giorgione. È rimasto infatti punto a favore della Giorgione Trevillese. E adesso Giacomo Lorenzini, chiamato a prendersi il posto laggiù nell'ultimo riquadro. Sembra ben tirata la boccia di Giacomo, forse cresce leggermente di forza. Vediamo che trova un pizzico di appoggio sul pallino. Siamo sempre intorno ai 20 centimetri, poco più. Comunque molto bravo Giacomo a entrare da freddo e sta facendo Sì, delle belle giocate. buona prova per il momento da parte di Giacomo Lorenzini. Ora Giuseppe prova a strappare il punto e prova a far sognare il pubblico qui presente, che stanno tifando per lui e per la sua Giorgione Trevillese. Ben giocata la boccia di Giuseppe Sì. Daltario. Si sta avvicinando bene. Anche Forse se un po' cala cortina. leggermente di forza, però è un punto molto difendibile. Infatti sicuramente andrà al tiro Daniel Tarantino. Tanto accorciano la distanza anche Pasquale Daltario e Luca Ricci sull'altro campo. Bel tiro da parte di Sì. Daniel Tarantino. Buona prestazione anche quella di Daniel. 2-2 sul campo numero 2. Va al tiro Alfonso Nanni, sotto mano per lui. Attenzione, bocciata molto importante questa per Alfonso, per tenere viva la speranza. Ha colpito, forse un po' di sfortuna questa volta perché smuove il pallino. Abbiamo il replay. Sì. Sì. Da ammirare anche lo stile di questo giocatore, a me piace molto. Sì, veramente. Veramente. Ci tengo a precisare insomma che a me piace non solo perché gioca per la Vigaso Villafranca, ma a me piaceva anche quando giocava per la Boville Marino, quindi ci tengo a precisare insomma questa cosa. È un bravissimo giocatore con degli ottimi colpi. Daniel Tarantino questa volta gioca la propria boccia leggermente larga. C'è virtuale set a terra per la Giorgione Trevillese, ma c'è un'altra boccia in mano per Giacomo Lorenzini. Sì, forse per invogliarli ad andare a punto. Vediamo cosa scelgono di fare, però Penso tiro. che vanno al tiro. Sì. Scelta coraggiosa questa per Giacomo Lorenzini. Bocciata per Giacomo, importante anche, colpisce. Bravo Giacomo. Sì. Si merita insomma gli applausi del pubblico, l'applauso anche della propria panchina. Porta a casa 2 punti. Avete visto anche lo scambio di 5 con il capitano Gaetano Miloro.
Allora dovrebbe accorciare ancora di più la distanza a questo punto. Non so se 7-4 o 7-5. Adesso staremo... 2. Se tu hai visto 2 hai visto bene, Stefania, perché si dovrebbe andare su 7-4, quindi Esatto. si imposta la giocata corta e Giacomo aspetta la bocciata del proprio compagno. Aspetta la bocciata del proprio compagno Gaetano Miloro. L'abbiamo intravista da questa inquadratura. Il punto rimane in favore della Giorgione Trevillese. E ora andiamo con l'accosto di Giacomo Lorenzini. Ci si gioca il tutto per il tutto sulla corsia numero 3. Sarà qui la sorte di questa 12ª giornata in questo derby veneto, fortemente voluto anche come ripresa. Ringraziamo ancora una volta il presidente e tutto il suo staff qui della Giorgione Trevillese per averci dato la possibilità di arrivare qui con le nostre telecamere a trasmettere questo bellissimo match. Come avevamo sentito in apertura, era da molto che non si vedeva un derby così ad alti livelli, e dai miei appunti che mi ero segnato credo che su questo derby ci sia anche quasi il sigillo, o perlomeno parte del sigillo, per arrivare alle Final Four, che si disputeranno a San Giovanni. 24 e 25 giugno. Infatti si disputeranno a San Giovanni in Persiceto. Intanto hanno bocciato la loro boccia corta e adesso Nanni va al pallino. Si gioca l'attacco, mi viene da dire così. Però non è stato molto fortunato. Dobbiamo dire che comunque Alfonso non ha mai sbagliato. O penso che in questa giornata forse ha sbagliato 1 o 2 tiri. Esatto. Ha sbagliato forse nel primo set con Gianluca Formicone sulla coppia. Esatto, ha sbagliato anch'io. con il sottomano, che ha pizzicato un pallino che neanche si vedeva. Quindi diciamo un errore minimo, ecco. Diciamo che forse questa se l'è giocata corta Giuseppe. Però facendo... Lui facendo che è fatto. Lui facendo che è fatto, quindi è convinto Giuseppe D'Alterio. È convinto anche l'arbitro Davide Lorenzini. Ora Alfonso andrà in bocciata su una delle proprie bocce a bordo campo. Abbastanza lenta. Infatti, però troppo preciso questo tiro, e quindi finisce qui questo match dove ha avuto la meglio Daniel Tarantino e Giuseppe D'Alterio, che vincono per 8-4, e adesso accorcia di nuovo la distanza. La Giorgione Trevillese si porta sul parziale di 3-4. Ora do la linea alla regia per un breve spot pubblicitario e poi ci gustiamo questo finale di match tra Giorgione Trevillese e Inox Vigasio.
Siamo rientrati qui dalla Giorgione Trevillese, 12ª giornata del campionato di massima serie. Qui ci si gioca il tutto per il tutto, o pareggio o vittoria per il punto Inox. Per il momento match leggermente in vantaggio a favore della Giorgione Trevillese. Si rimane fermi sempre sul 3-2 per il momento, c'è forse un leggero vantaggio ora per la Giorgione Trevillese con il punto a terra e la possibilità di inserire il secondo punto per Pasquale D'Alterio, quindi ci sarebbe la possibilità di un virtuale 5-2. Vedremo se sarà Sembra così. ben giocata comunque. Credo che Pasquale ha addirittura un'altra boccia in mano Sì. da giocare. Applausi meritati per Pasquale D'Alterio, che vuole prendersi la rivincita sul set perso in precedenza. Ricordiamo che in precedenza si vincevano per 5-0, poi c'è stato un leggero blackout per la formazione trevigiana. Si sente un po' di borbotti perché l'ha caricata giocata troppo. Attenzione perché è andata bene, dai. È andata bene a Pasquale perché non ha fatto il danno che si prevedeva di fare. Esatto. Quindi 5-2. 5-2 di nuovo all'impostazione del gioco. Pasquale che si sta ancora forse un po' disperando per l'ultimo accosto. Stava confabulando con Luca Ricci. Si va sul corto. Gioco corto sul laterale sinistro. Imposta Luca Ricci. Ricordo che al termine dell'incontro ci saranno le interviste del post partita di questa 12ª giornata e ci sarà anche una novità insomma in queste interviste, perché sarà anche la nostra Stefania Bassotto a fare le interviste per la formazione ospite della Vigaso Villafranca. Io invece farò un paio di interviste alla formazione locale. Intanto abbiamo il pallino, dichiarazione del pallino da parte di Gaetano Miloro. Tanto se la ride anche Maurizio Mussini inquadrato a bordo campo. Errore. Diciamo che il pallino l'ha colpito Gaetano, però l'ha spostato davvero di poco. Ah sì? Ora di nuovo possibilità di tiro sul pallino da parte di Gaetano Miloro, che si concentra. Colpisce ora, attenzione perché porta il pallino alle tavole di fondo. 2 punti conquistati, uno molto ristretto, l'altro molto largo invece. Sì. Luca Ricci però non ci pensa 2 volte, prova a giocare in accosto. Attenzione perché forse a me sembra l'abbia spinta molto questa boccia, però può darsi che mi sbaglio. Secondo me non cala molto.
diciamo che Cioè, forza è perfetta, però mi sono un po' fatto ingannare dalla spinta iniziale. Punto comunque rimane a favore del punto inox. Ora Pasquale. lui sceglie un'altra impostazione di gioco. Sì, Lui si la affida alla tavola laterale di sinistra. Sì. Adesso forse è un po' forte. Eh sì, sfugge Sì. via la boccia di Pasquale, si rammarica, giustamente. E adesso ci riprova con l'ultima boccia. Intanto ne approfitto per salutare l'amico Massimo che ci sta seguendo da casa. Mi ha scritto in privato poco fa, lo saluto. Grazie per essere collegato sempre con Avelia HD. Questa è corta. Questa volta costo corto per Pasquale, quindi possibilità per il punto inox con Gianluca Monaldi, 2 bocce per lui. Di tornare alla parità. Eh sì, si potrebbe andare in pareggio. Vediamo se gli riesce. La vedevo corta. E invece arriva. Invece arriva. 2 punti parziali. Attenzione perché potrebbero agguantare il pareggio in una sola tornata i portacolori inarrestabili della Punto Inox Vigasio. Non è forse convinto di questa boccia Gianluca Monaldi. Forse la vede un po' lunga. Sì. Attenzione perché ha C'è il trovato un nullo. leggero impatto, ma non c'è nessun spostamento. 3 punti, 5 pari. Come prima. Eh sì, 5 pari. Forse siamo noi con le nostre riprese che diamo un po' di forza Forse alla meglio. Punto Inox, non lo so perché. Forse è meglio che non lo dice la Giorgione. Però. Insomma, questo comunque è il fatto, quindi c'è poco da scapparci via, insomma. Impostano leggermente lungo e va Gianluca Monaldi con il suo primo accosto ben piazzato, anche se supera il pallino di una quarantina di centimetri, forse qualcosina in meno. Vedremo la risposta da parte di Luca Ricci, che ha già lasciato la sua prima boccia prima boccia, giocata diritta per diritta. Anche questa la vedo leggermente però si può lunga. appoggiare. Esatto. Infatti, eccolo lì, si appoggia Luca. D'altronde c'era la possibilità di questo appoggio, quindi Diciamo che è il difetto delle bocce lunghe dopo il sì, pallino. sì. Di nuovo Gianluca, questa volta proverà a tenerla un po' più corta dal pallino. Direzione perfetta. E anche la boccia. Eh sì. Ottimo accosto da parte del professore Di Fano. Boccia doppia con il pallino. Va il tiro Pasquale D'Alterio. Concentrazione, sembra quasi sussurrare qualcosa alla propria boccia. Va il tiro Pasquale, attenzione Carambola perché tutto. mette a terra 2 punti alle tavole di fondo. Mi viene da dire colpo di scena alle tavole di fondo a favore della Giorgione Trevillese. Intanto abbiamo anche il replay della bocciata, replay da più inquadrature, proposto sempre dalla regia di Andrea Coloniese. Consulto tra
Gianluca Monaldi e Gaetano Miloro. Decidono di andare al tiro sulla boccia corta, colpisce, però un rimpallo forse favorisce la Giorgione Trevillese con 2 punti ancora più ristretti. Tanto riceve suggerimenti da parte della panchina Sì. sul da farsi. Ora di nuovo consulto tra Gianluca e Gaetano. Attenzione perché sarà una decisione abbastanza decisiva questa. Perché Penso che voglia tirare il secondo punto. Anzi no. decidono di andare in accosto, anche se forse non è d'accordo Gianluca Monaldi. Ok. Si decide per l'accosto. Gaetano si concentra. Prova a fare il miracolo, come si suol dire. Alla tavola di fondo Gaetano Miloro sembra ben indirizzato, attenzione perché forse prende una leggera piega verso destra. Vediamo se si raddrizza questa boccia giocata da Gaetano Miloro. Forse ha lasciato i 2 punti a taro, forse no. C'è bisogno di una misurazione. Vedremo quale sarà la sorte decisa da Gabriele Testi. 2 punti. 2 punti a terra, attenzione perché può chiudere Pasquale D'Alterio. Anzi no, ci può provare prima Luca Ricci, che ha la sua ultima boccia a disposizione. Attenzione perché può scoppiare il pubblico della Giorgione Trevillese, esultare di gioia per strappare un pareggio meritato. Infatti è così, è giusto così. Pareggiano questa 12ª giornata le 2 capoliste, sempre il comando la Vigaso Villafranca. Bellissimo anche scambio di fair play della panchina con Pasquale D'Alterio, è andato a stringere subito la mano tutta la panchina della Vigaso Villafranca. Quindi bel pareggio, Stefania, quello che ci aspettavamo, insomma. Esatto. Dai, vedendo la sorte del match, forse come abbiamo detto in precedenza poteva meritare qualcosina in più la Giorgione Trevillese. Però ci stava un pareggio, forse l'avevo anche pronosticato all'inizio, però sì. Diciamo che ci sono stati colpi di scena da entrambe le formazioni e un pareggio ci stava tutto. Esatto, quindi ora diamo la linea alla regia. Ricordo ancora una volta di iscrivervi al nostro canale YouTube Avelia HD per rimanere sempre aggiornati con le nostre dirette live. Ti ringrazio Stefania per essere stata qua al mio fianco, insomma, per commentare questa bellissima 12ª giornata. Ricordo ancora una volta terminata in pareggio per 4 pari. Ora linea alla regia e poi ci troviamo in diretta per le interviste a caldo dei protagonisti di questa 12ª giornata. Tra poco. Grazie.
eccoci in onda qui dalla zona mista della bocciofila Giorgione Trevillese, sono con il capitano Giuseppe Dalterio. Un pareggio strappato così all'ultimo, com'è stata insomma questa sensazione in questo ritorno, in questo derby veneto? Beh, è stata una bella sensazione alla fine, magari le prime 4, le 2 terne, una potevano anche vincerla, però loro hanno giocato forte. Dopo sul 3-1 per noi il pareggio va più che bene. Siete ancora, Giuseppe, la sorpresa di questo campionato e come ho detto nella cronaca precedente, secondo me quest'oggi c'è stato mezzo sigillo per queste Final Four, cosa ne pensi? Sì, mezzo, ma noi non vogliamo intero per arrivarci. Adesso per adesso mezzo va bene, dai, un pareggio ci sta con loro che non hanno mai perso con nessuno e poi dopo lo sappiamo tutti che sulla carta è quella più quotata a vincere il tricolore. Bene, prossima trasferta un po' più impegnativa forse, se non vado errato, come la preparerete? Vabbè, la prossima trasferta andiamo ad Ancona e la prepareremo come sempre. Noi ci prepariamo durante la settimana, un incontro a settimana, facciamo un po' di allenamento e decidiamo la formazione, che poi alla fine è quasi sempre quella. Va bene, ti ringrazio Giuseppe, ti lascio insomma alla festa di questo pareggio e ci vediamo sicuramente alla prossima. Grazie a voi e grazie per le dirette che fate. Ed eccoci qua con il CT Massimo Nicolini della Punto Inox Virasio. Qual è la tua impressione a caldo dopo questo pareggio, iniziato con 3-1 e finito con un pareggio? Cosa ne pensi? Beh, tanta roba, pareggiare qua a Treviso non è facile, mi sembra che hanno sempre vinto in casa, perciò vuol dire tanta roba. Siamo girati bene, il pizzico di fortuna nel primo tempo dalla parte nostra, nelle coppie un po' dalla parte loro, perciò il pareggio anche nella fortuna secondo me è stato giusto, insomma. Sì, sono d'accordo con te, ma e ti chiedo anche il prossimo incontro in cui andrete a Mosciano, cosa ti aspetti? Una formazione che comunque oggi ha giocato molto bene, cosa ti aspetti dalla prossima giornata? Di mantenere questo ritmo, questa forma, siamo in un buon momento, diciamo insomma che dall'inizio dell'anno che stiamo giocando bene, mantenere la forma perché poi dobbiamo mantenerla fino a fine giugno, non sarà facile, dove noi insomma dove andiamo cerchiamo sempre di vincere perché è la nostra prerogativa e ce la metteremo tutta come sempre senza mollare mai e vediamo cosa succede. Esatto, beh avete sempre vinto se non erro, se non mi sbaglio, quindi insomma continuate così, giusto? Sì, non siamo ancora imbattuti, ma quello sai conta poco perché poi dopo conta arrivare là e come dicevo sabato scorso questo è un altro punto in più, un altro piccolo passo verso le Final Four, quasi ci siamo matematicamente e perciò dopo là conta vincere là, perciò insomma noi proviamo a vincerle tutte, poi dopo vediamo. E poi si vedrà. Bene, grazie mille. Grazie a te.
Bene, siamo con il capitano del Punto Inox Vigasio. Cosa ne pensi di questo incontro finito con un pareggio? Diciamo che siamo venuti in una bocciofila dove mi sa che hanno sempre vinto loro, adesso non vorrei sbagliarmi. Sì, l'ha confermato anche il tuo CT. E quindi sì, abbiamo girato 3-1, però io ho finito il primo tempo, ho detto ragazzi ancora non abbiamo fatto nulla perché loro sono una squadra fortissima, non a caso sono secondi e quindi secondo me guardiamo il bicchiere mezzo pieno, è un buon punticino qui a Giorgiona. Ok, cosa ti aspetti dalla prossima giornata, dalle prossime giornate? Di continuare così e riuscire prima possibile a cercare di prendere il nostro primo obiettivo che sono le Final Four e poi vediamo, poi a giugno si vedrà, lì sono 2 giorni, speriamo in quei 2 giorni di essere tutti in forma. Certo, comunque anche la prima coppia avete rimontato una bella partita, perdevate 5-0, poi vi siete ripresi, com'è stato? Quella lì, dai, avendo vinto quella coppia lì, almeno eravamo certi di portare a casa almeno un pareggio, quindi vincere quella prima partita sotto 5-0 con Pasquale Ricci è stata una bella partita, quindi va bene così, dai. Era un incontro che si poteva anche perdere alla fine, perché loro a coppia sono veramente forti, sono tra le squadre più forti. Sì, certo, comunque anche il secondo avevate fatto una buona rimonta. Sì, 5-0, 5-1, 5 pari, però ci sta. Prima il gioco ci ha dato un po' a terna, adesso ci ha tolto un po' a coppia, quindi penso che il risultato di pareggio penso che sia il risultato più giusto. Ok, grazie Gaetano. Grazie a te.